Se un giorno mi vedrai vecchio, se mi sporco quando mangio e non riesco a vestirmi, abbi pazienza. Ricorda il tempo che ho trascorso ad insegnartelo. Se quando parlo con te ripeto sempre le stesse cose, non mi interrompere. Ascoltami. Quando eri piccolo dovevo raccontarti ogni sera la stessa storia finché non ti addormentavi. Quando non voglio lavarmi, non biasimarmi e non farmi vergognare. Ricordati quando dovevo correrti dietro, inventando delle scuse perché non volevi fare il bagno. Quando vedi la mia ignoranza per le nuove tecnologie, dammi il tempo necessario e non guardarmi con quel sorrisetto ironico. Ho avuto tutta la pazienza per insegnarti l'ABC. Quando ad un certo punto non riesco a ricordare o perdo il filo del discorso, dammi il tempo necessario per ricordare e se non ci riesco, non ti innervosire. La cosa più importante non è quello che dico, ma il mio bisogno di essere con te ed averti lì che mi ascolti. Quando le mie gambe stanche non mi consentono di tenere il tuo passo, non trattarmi come fossi un peso. Vieni verso di me con le tue mani forti, nello stesso modo in cui io l'ho fatto con te quando muovevi i tuoi primi passi. Quando dico che vorrei essere morto, non arrabbiarti. Un giorno comprenderai che cosa mi spinge a dirlo. Cerca di capire che alla mia età non si vive, si sopravvive. Un giorno scoprirai che nonostante i miei errori ho sempre voluto il meglio per te, che ho tentato di spianarti la strada. Dammi un po' del tuo tempo, dammi un po' della tua pazienza, dammi una spalla su cui poggiare la testa allo stesso modo in cui io l'ho fatto per te. Aiutami a camminare, aiutami a finire i miei giorni con amore e pazienza. In cambio, io ti darò un sorriso e l'immenso amore che ho sempre avuto per te. Ti amo, figlio mio. Buongiorno, buongiorno. Ho aperto con queste bellissime parole dedicate a questo figlio, da questo padre. Ieri c'è stata la giornata dei nonni. Noi dobbiamo ricordare queste figure diversamente giovani, come le chiama Mirella, per quel poco che possiamo offrire. Non hanno servizi, pochi punti di riferimento. Li abbiamo abbandonati, una politica cieca, miope, poco sensibile ai bisogni, si punta molto alle strutture, ma di servizi non se ne parla e stiamo invecchiando come popolazione. Io spero che le telefonate che arrivano anche a Sveglia Veneti con gli ospiti che ho presenti, tra i quali molti sindaci, perché sono loro che sono il centro dell'attenzione delle persone, di queste famiglie, di questi anziani, ecco, possano ascoltare. Vedo dei sindaci molto sensibili, specialmente anche giovani, anche molte donne fortunatamente, ma la sensibilità non è della politica, della grande politica. Ecco, questo è il grande dramma. Ne parleremo questa mattina. Abbiamo collegato da Rocca Pietore Andrea De Bernardin, sindaco di Rocca Pietore, terzo mandato Lega. Buongiorno sindaco, grazie di essere qui. La sento? Deve aprire il microfono. Saluto anche il professor Franco Chioffi, collegato con noi da Padova, direttore unità operativa complessa neurochirurgia, azienda ospedaliera di Padova. Grazie anche a lei, professor Chioffi. Ecco, io partirei proprio da lei, professore. La vedo in tutta mimetica, che è la sua divisa, professore. La vedo in tutta mimetica. Senta, professore, intanto dobbiamo sempre ringraziarvi, perché noi non sappiamo quanto tempo, quante ore, quanta dedizione, ecco, soprattutto per queste figure che ho appena accennato, professor Chioffi, che arrivano da
da voi magari impauriti, magari anche molto soli, perché non sono stati accompagnati anche a una cultura diversa anche per quanto riguarda la malattia. Io dico sempre al professor Chioffi che fortunatamente le telecamere sono entrate nelle sale operatorie, perciò non abbiamo più la paura del cosa ci sarà di là. Fortunatamente vediamo, fate vedere gli interventi, ma soprattutto ecco questa dedizione a questa professione che è incredibilmente problematica, con molti punti di domanda a volte, ma perché non ci spiegano? Prego professor Chioffi, e cosa state facendo anche con le nuove anestesie, perché molti hanno ancora paura dell'anestesia, cosa mi faranno? Cosa succederà? Prego professore. Buongiorno e intanto grazie dell'invito. Spesso la paura la si ha quando non si conosce, non è stato spiegato ciò che si deve andare ad affrontare. Per cui nel rapporto che noi ogni giorno abbiamo con i pazienti, con i nuovi pazienti che dobbiamo andare ad operare, è un punto fondamentale il colloquio preoperatorio, dove deve essere spiegato nei termini corretti, col giusto peso, ciò che andiamo a fare, in modo tale che il paziente sia il nostro primo alleato nell'affrontare questa strada che lo porta all'intervento chirurgico. Una volta che le cose sono state spiegate, tutto diventa più facile, entrambi, sia il chirurgo che il paziente, affrontano l'intervento con animo più sereno. Per il chirurgo ogni giorno è una grossissima responsabilità quando una persona ti affida la sua vita, la sua salute, e quindi c'è bisogno del massimo della reciproca fiducia nell'affrontare questo viaggio. Io faccio sempre l'esempio ai pazienti che opero, dico: guardi, è come se lei salisse in macchina con me, io sono l'autista, lei è il guidatore. È chiaro che lei deve aver fiducia in me, io devo sentirmi pronto ad affrontare le difficoltà che si possono incontrare. Certo, ci sono anche gli imprevisti, se ci facciamo male tutti e due, quindi è interesse reciproco, soprattutto mio, cercare di condurre questo viaggio nel modo più sicuro. Professor Chioffi, quello che si sente in questi periodi molto delicati per tutti noi, un paese veramente che ha molte difficoltà a riprendere il volo, sfortunatamente dico io, ma abbiamo queste genialità, queste creatività che nessuno ci può togliere. Ecco, l'importanza anche della scienza, della ricerca e della tecnologia, ecco, per un miglior risultato. Perché si investe così poco? In parte qualcuno dice: ma nel Veneto siamo anche fortunati, a me non me ne frega niente, non devo essere fortunata a essere curata nel Veneto, in Calabria o in Sicilia, l'Italia dovrebbe essere l'Italia. Ma soprattutto ecco l'importanza dell'investimento anche per voi, perché sì la macchina, ma sempre c'è l'uomo, dopo non c'è niente da fare, e questo uomo, questa persona, questo chirurgo, questo medico, questo insegnante deve essere preparato al meglio, deve avere la possibilità di arrivare alla fine con una certa manualità, con l'esperienza. Io dico sempre che l'esperienza è fondamentale. Fortunatamente ho anche un marito che si è sempre occupato anche lui di sanità. L'importanza dell'ospedale non è il privato, è l'ospedale dove ti formi, dove veramente quando stai male vieni ricoverato, o sbaglio? E cosa vuole dire a questi giovani che stanno anche dimostrando, cercando di far capire che bisogna che qualcuno cambi registro, troppi paletti, ecco, anche solo arrivare all'università, trovare degli alloggi, specializzarsi. Cosa vuole dire, professore? Lei che invece sa di cosa stiamo parlando. Ma vede, ci sono due aspetti. Uno è la medicina e uno è la sanità. Cosa intendo dire? Intendo dire la medicina è la scienza medica che va avanti nel progresso, nella ricerca di nuove terapie, di nuove tecnologie che aiutino il chirurgo o il medico, il clinico ad avere sempre più mezzi per poter fare una diagnosi, una terapia il più efficace e il più sicura possibile per il paziente. Dall'altra parte c'è la sanità. La sanità è il sistema sanitario che dovrebbe mettere il paziente e anche i medici nelle condizioni migliori per poter svolgere il proprio lavoro. Per condizioni migliori non intendo solo fornire la giusta tecnologia per i campi che ci si pongono davanti, ma anche
privarli di tutta una serie di compiti che non sono strettamente medici, cercare di farli lavorare sereni e tranquilli. Questo quindi riguarda appunto il campo sanità, che è un problema molto vasto, richiede un'organizzazione molto efficace ed efficiente che consente appunto di svolgere negli ospedali una medicina di alto livello. Professor Chioffi, io ho avuto ospite più volte il professor Avruscio, il quale è molto preoccupato per questa sanità che si sta spostando sempre di più verso il privato e con grande difficoltà verso dare servizi alla gente. Noi abbiamo sentito che ci sono attese anche da lei 500 pazienti. Ecco, intanto capiamo di cosa si occupa il professor Chioffi e queste attese, ecco, queste lunghe attese anche per persone diversamente giovani, come li chiamo io, sono quelli che mi stanno più a cuore, sa professor Chioffi, quelli che chiamano e sono completamente abbandonati, il sociale non funziona, non c'è niente da fare. Per fortuna che ci siete voi che quando arrivano, ecco, sapete come accoglierli. Ecco, soprattutto ecco, questa mancanza di sensibilità per capire che invece la popolazione ha bisogno sì di strutture, ma ha bisogno soprattutto di servizi. Prego, professore. Sì, allora, in merito a quanto lei mi chiedeva di cosa si occupa la neurochirurgia è una specialità molto vasta, pur essendo una super specialità, però raggruppa in sé settori, se vogliamo, anche molto diversi tra di loro. In sostanza la neurochirurgia si occupa della chirurgia cranica, della neurochirurgia spinale, quindi della colonna vertebrale, della neurochirurgia del sistema nervoso periferico e poi della cosiddetta neurochirurgia funzionale. Nell'ambito di ognuno di questi settori poi ci sono delle sottocategorie, per esempio nella patologia cranica abbiamo la neurotraumatologia, abbiamo la neurochirurgia oncologica, cioè la chirurgia dei tumori cerebrali, abbiamo la neurochirurgia vascolare che è la correzione di malformazioni vascolari come angiomi, aneurismi cerebrali. Abbiamo poi tutta una serie di altri interventi chirurgici per patologie malformative. Nella chirurgia vertebrale anche qui abbiamo il settore della traumatologia, abbiamo il settore dell'oncologia, quindi dei tumori che interessano il midollo vertebrale e anche la colonna vertebrale intesa nella sua componente ossea e abbiamo anche qui la patologia vascolare. Quindi il settore è molto vasto e questo rende ragione anche della pressione, del numero elevato di pazienti che dobbiamo trattare, perché a noi si rivolgono per patologie molto differenti e in più dobbiamo tenere presente che, io parlo della neurochirurgia di Padova, è l'unico reparto di neurochirurgia, quindi afferiscono dal territorio moltissimi pazienti e le richieste sono tante. Se vogliamo è anche un indice di salute di un reparto avere una grossa richiesta, però certamente trattandosi di patologie spesso urgenti bisogna avere il modo anche poi di poter soddisfare queste richieste. Grazie professore, allora abbiamo la telefonata di Rinaldo. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto ti parleremo della vecchiaia, ma una persona anziana non è finito, e dovremmo essere contento, perché nella vita tutti avremo la scadenza, dovremo torsere, anche se ti viviamo 80 anni, 85, non siamo in balsa mai, nel senso che avremo ricordi, siamo ancora in gamba, avremo il cervello che funziona, dopo invece sempre quello che sei più mangiate, però è la vita che è bella lo stesso, perché nella vita dobbiamo superare il traguardo di vivere dopo gli 80, che una volta 60 si moriva. Adesso ringraziamo i professori come il signor qua, va bene, che porta avanti i geni 20 anni di più. Dopo la sanità, mi dire che voi altri siete fortunati perché ci in Veneto, perché essere curati. Non bisogna essere fortunati, per essere curati. È lo Stato che deve pensare con le tasse che paghiamo, e non darle, è la medicina, va bene, è la medicina e l'ospedale, ma è medicina e lavora sempre per l'ospedale, perché cosa fa? Tutte le scoperte che fa,
mi puoi dare a un frutariolo, bisogna che mi deve dare a professori come questo. E dopo Mirella, è tutto sbagliato, perché i vecchi poveretti, cosa poveretti? Io arrivai e le auguro ai suoi giovani, arrivano a 80-85, e dopo la vita che è lo stesso, bisogna accontentarci, no? Da giovani facciamo fuoco e fiamme, adesso facciamo cenere, ma ne va bene lo stesso, perché se ti accontenti, la vita che è a 90, una volta ti diceva, staccai un chiodo ma solo alla terra, cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna credergli nella vita. Dopo questi dottori qua che fa di tutto, i sacrifici, tutto quello che ti vuoi, fa portarne avanti nella vita. E ora, la vita bisogna goderla, non piangere sola, sovecchio, e ora? Grazie Rinaldo, vado avanti, grazie Rinaldo delle riflessioni che hai fatto questa mattina. Allora salutiamo anche Andrea De Bernardin, che è un amico caro di Sveglia Veneti. Ecco, questo è un momento molto particolare. Allora Sindaco, a parte la Lega, lasciamo perdere queste lotte intestinali violentissime, ma lasciamo perdere, lei sorride, parliamo di maltempo. Cosa sta succedendo oggi, ad esempio? Che giornata è a Rocca Pietore? Cosa è successo e di cosa avreste bisogno? Perché sta passando un messaggio veramente negativo, Sindaco. Allora, la gente ha paura di andare nei boschi perché adesso ci sono gli orsi, ha paura dei lupi, chi dice sempre stai, ma adesso per carità. Ecco, quello che sta succedendo col maltempo. Prego, Sindaco, e grazie di essere qui con noi. Buongiorno Mirella, buongiorno agli ascoltatori. Non bisogna aver paura della montagna, questa esatto. È la prima regola, perché io l'altro giorno mi sono spostato dalla Marmolada verso Padova, avevo una riunione giù e il brutto tempo l'ho trovato a Vittorio Veneto. E lì era davvero brutto, è stata una cosa abbastanza preoccupante, e credo che questi eventi che colpiscono delle zone molto delimitate, molto puntuali, faccia ancora più paura, perché lo ricorda sempre il nostro assessore alla protezione civile Bottacin, l'allerta gialla che arriva ai sindaci e anche ai cittadini non va sottovalutata, cioè non è il colore che fa la gravità dell'evento. L'allerta gialla rispetto all'allerta arancione o all'allerta rossa è quasi peggio, cioè è un'allerta che non si riesce a definire bene come territorio, quindi può colpire duramente da qualche parte, ma non sappiamo bene dove. Invece l'allerta rossa è più facilmente individuabile proprio come delimitazione territoriale. Quindi quando arrivano queste allerte, indubbiamente, soprattutto i sindaci, vi posso assicurare, sono sempre piuttosto preoccupati. Io ho avuto casi molto forti in passato e negli ultimi anni, e ogni volta che mi arriva il messaggio della protezione civile sono abbastanza in ansia. Questo è un dato di fatto. Sempre più spesso gli eventi sono forti molto. Ha colpito il Veneto, ma abbiamo visto che ha colpito l'Emilia Romagna, colpisce la montagna come la pianura al mare. Ieri ho visto immagini del mare che in Romagna entrava addirittura nella spiaggia, colpendo anche le prime file degli ombrelloni. Significa che c'è stata una piccola sorta, io non me ne intendo di movimenti marini, ma una sorta di piccolo minuscolo tsunami che è arrivato alla spiaggia. Eventi che forse non succedevano fino a 10-20 anni fa sicuramente. Allora Sindaco, la mia domanda è anche questa. È vero quello che si dice, purtroppo il tempo è sempre stato, ha dei punti di domanda incredibili dove si fa fatica a rispondere. Mia nonna diceva il tempo non sa che comanda, ed è proprio vero. Il problema grande è che i scienziati, i ricercatori avevano da anni segnalato questo pericolo.
però noi tentiamo sempre di mettere la polvere sotto il tappeto. Si investe poco, si fa molto poco rispetto a quello che si potrebbe anche fare, di investire nell'ambiente, nel territorio. Ecco, c'è questa miopia di non capire che se continuiamo così non ce ne sarà per nessuno, perché l'acqua si prenderà i propri spazi, c'è sempre questo problema di questo uomo che incendia, perché ci manca solo anche questo. Avete sentito cosa è successo anche a Rodi? Ho parlato con i vigili del fuoco e sicuro un incendio non parte mai da solo, ricordatevi, c'è sempre qualcuno che lo innesca. Però anche qua si investe poco, abbiamo pochissimi forestali, in Sicilia ne abbiamo una montagna, qui nelle nostre montagne ne abbiamo molto pochi. Ecco, lei è anche un politico, ha anche una carica molto importante, adesso siete al governo con questo partito. Ecco, l'investimento, perché l'allerta ce l'abbiamo dappertutto, sindaco, ce l'abbiamo negli ospedali. Io ho un'amica che ha avuto il papà operato al cuore aperto l'altra sera, e alle 11:30, quando lei ha cercato di capire come mai tante ore in sala operatoria, ecco, quando è uscito il chirurgo ha detto: quando lei mi chiamava per avere notizie io avevo il suo cuore in mano. Erano le 11:30 di sera. Per questo, ecco, ho ringraziato il professor Chioffi per il lavoro enorme che stanno facendo, che fanno tutti i giorni senza orari, ecco, con la massima attenzione. Avete visto com'è vestito il professor Chioffi, perché da un secondo all'altro può essere chiamato, lui deve essere sempre pronto. Ecco, la politica non è mai pronto, la grande politica, perché voi ci siete voi che nel territorio cercate di dare delle risposte, sapete di cosa avete bisogno, di quali investimenti, ma i nostri politici e parlamentari veneti, mi scusi sindaco De Bernardini, ma sa che io sono molto chiara, cosa stanno facendo a Roma? Non li vediamo mai, non li sentiamo mai, se li sentiamo sono per beghe di partito. Si può continuare così, dove veramente per voi la coperta è corta, perché le richieste sono veramente tante che avete, no, parlo di lei in generale come sindaco, non parlo proprio di Rocca Pietre e di Andrea De Bernardini, ma in generale, ecco, perché voi sindaci che siete quelli che avete la situazione del territorio in mano, siete poco ascoltati nel senso di servizi che avete bisogno? Prego De Bernardini. Ma io credo che più ci si allontani dal territorio e inevitabilmente si perda maggiormente il contatto con la realtà e col territorio. Questo io ho visto amici personali che spostandosi a Roma sono stati coinvolti in un vortice che li ha fatti inevitabilmente allontanare dal proprio territorio, dalla realtà in cui fino magari a pochi mesi prima c'erano immersi in pieno. Io credo che Roma e ancor più Bruxelles, perché ormai ricordiamoci che è Bruxelles che comanda, non più tanto Roma, lo vediamo tutti i giorni. Spostandosi a Bruxelles si entra in un contesto che purtroppo non è più quello di Roccapietore o di Vittorio Veneto o di Padova o di Conegliano o di Verona o i nostri territori veneti. Ecco forse perché il nostro presidente Zaia ha sempre in testa la volontà di rimanere in Veneto, perché io ricordo anche un altro politico importante che ho conosciuto ed era Floriano Pra, è stato anche assessore regionale, forse vi viene in mente, lo conoscete? Sì, l'ho conosciuto. Era delle nostre parti, era di Caprile lui. Floriano diceva sempre: io non voglio andare a Roma perché lì non conterò niente, io voglio rimanere in Veneto perché qui posso contare per l'Agordino, per il Bellunese e per il Veneto in generale. Se vado a Roma perdo la coscienza anche delle mie capacità. Io finora ho fatto la stessa cosa, sono rimasto a Roccapietore 3 mandati, la passione politica è forte, però ho anche dato, credo, tutto quello che potevo per il mio territorio. Io ho avuto ospite, sindaco, Franco Rocchetta sabato, fondatore della Liga Veneta, il quale alla fine se l'è presa proprio col presidente della regione Luca Zaia. Dice: erroneamente si fa chiamare governatore che non lo è,
ma lui quei numeri che ha, con la potenzialità che ha, dovrebbe essere più positivo, più prepotente e arrivare a Roma perché i numeri li ha, non delegare sempre a qualcun altro e passare il cerino. È lui che ha il potere, ha i numeri per farlo. Lei cosa risponde? Io credo che nelle persone sia importante non solo la capacità e le attitudini, ma anche il carattere. Il carattere è essenziale, no? C'è chi è più uomo di sfondamento, c'è chi è più magari un pochino meno anche meno reattivo alle provocazioni, no? Luca Zaia io credo che abbia io lo conosco personalmente, abbia delle grandissime doti e lo ha dimostrato. Bisognerebbe fare un mix a questo punto. Franco Rocchetta dovrebbe immaginare un Luca Zaia col carattere di, che ne so, Roberto Marcato, tanto per fare un nome di una persona di sfondamento, insomma, tutto sta molto al carattere, però la stima che nutro anche in una persona che ha scelto di continuare un'attività locale, perché comunque è sempre rimasto in Veneto, per me ha un grande valore. Allora andiamo in pubblicità e poi torniamo dal professor Franco Chioffi. Pubblicità. E siamo con il professor Franco Chioffi, direttore unità operativa complessa neurochirurgia dell'azienda ospedaliera di Padova, e con Andrea De Bernardì, sindaco di Rocca Pietro e terzo mandato Lega. Ma è al professor Chioffi che adesso faccio questa domanda. Pochissimo tempo fa, professore, qualcuno le ha chiesto di una cosa importantissima, la sala ibrida. Qualcuno di voi lo conoscerà e qualcun altro no, ma è una cosa fondamentale. E a questa domanda il professor Chioffi ha risposto così, sentite. È il nostro sogno, è quello che una neurochirurgia centrale come quella dell'azienda ospedale università dovrebbe avere. Un TAC e un angiografo intraoperatorio sono due must. Ci permetterebbe di fare tanti interventi anche assieme alla neuroradiologia. Allora, professor Chioffi, arrivano montagne di soldi col PNRR. Bruxelles è molto chiara, perché ci si lamenta sempre dell'Europa, però è là che andiamo a prendere i soldi in ginocchio, a chiedere scusate, ci date le rate dei soldi, perché abbiamo necessità, perché non abbiamo neppure gli occhi da piangere in quest'Italia che era il quarto posto a livello industriale. Allora io mi domando, professore, vista la capacità, la bravura, l'ingegno che avete, perché quello non ce lo può copiare nessuno, le macchine sì, ma questo ingegno innato nel DNA che ha anche il professor Chioffi, nessuno glielo può copiare. Ecco, perché siete così poco ascoltati? Ma come? Noi sentiamo che bisogna aprire sale cardiochirurgiche quando qua, specialmente anche nel Veneto, ne abbiamo tante, abbiamo bisogno di altro, ma l'Europa non lo sa, perché forse i nostri parlamentari europei non spiegano bene di cosa abbiamo bisogno. Quindi abbiamo già in abbondanza, non ci serve quello, ci serve altro. Ecco, questo non capire le esigenze del territorio. Pure lei è chiaro. Di cosa ha bisogno lei, professor Chioffi? L'ha detto, è un sogno. Come un sogno? È un diritto? Non è un sogno, professore, lo dico io, non lo dice lei, professore. Siccome abbiamo un grosso esponente della Lega questa mattina, speriamo che con quei parlamentari che sente poco, anche lui fortunatamente l'ha detto perché è una persona per bene, se no non l'avrei di sicuro invitato. È stato molto chiaro, sono lontani dal territorio. Per carità, noi abbiamo una sanità, per qualcuno dice guardate che è un'eccellenza, non lamentatevi, altri come il professor Avruscio dice forse abbiamo bisogno anche di altro, no, di questa eccellenza ma che va strutturata. Cosa ci dice, professore? Perché questo sogno? Ma dovrebbe essere una realtà, perché non siete ascoltati? Prego. Allora, tutto sono state realizzate dall'azienda ospedaliera di Padova 2 sale ibride bellissime. Purtroppo non sono, diciamo,
nell'area dove la neurochirurgia è collocata, e bisogna tenere presente che l'azienda di Padova ha una struttura dal punto di vista così logistico non certo semplice e facile, in quanto è una struttura che ha la sua età, è frammentata in vari padiglioni, e quindi ogni angolo dell'ospedale spesso ha bisogno di lavori edili. Detto ciò, sì, torno al discorso di prima, cioè c'è la medicina e c'è la sanità dovrebbe essere sempre vicina e ascoltare le esigenze dei chirurghi, in modo tale da cercare di trovare una soluzione. Quindi io mi auguro che le sale operatorie ibride, bellissime, stupende, quindi soldi investiti bene nella sanità, possano essere in qualche modo anche utilizzate per noi. Certo, ci sono delle difficoltà, ripeto, logistiche, perché noi siamo distanti dal posto in cui ci sono le sale operatorie ibride, quindi pensate al trambusto di dover spostare i pazienti. Le nostre sale operatorie adesso hanno bisogno di lavori, di rifacimento, anche proprio di consolidamento, in quanto sono vecchie e non consentono di introdurre tante cose, in quanto certe tecnologie sono molto pesanti, e quindi c'è bisogno di fare dei lavori. Qui si tratta quindi di dover spostare un reparto, e non è certo una scelta facile, un'operazione semplice, ecco, quindi comunque ne avete bisogno, professore, questa è la mia, avete bisogno di queste... Certo, una neurochirurgia moderna di un'azienda importante come quella di Padova ha bisogno di avere una TAC intraoperatoria e un angiografo intraoperatorio. Non serve solo poi la neurochirurgia, ma come avevo detto serve anche la neuroradiologia, e spesso consente di fare interventi con diciamo più specialisti che si occupano dello stesso tipo di che intervengono nello stesso intervento. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio, ciao. Ciao Mirella, ciao, e un saluto cordiale al sindaco e al professore, al quale a nome di tutti quanti quelli che hanno bisogno va la mia infinita riconoscenza per quello che fanno. E dunque io pensavo adesso una cosa semplice. Il suo lavoro, la sua professione del professore mette a repentaglio anche, purtroppo a volte, l'imponderabile. Può succedere durante un intervento che la persona muoia senza nessuna colpa né dei chirurghi né degli anestesisti, né nessun altro. La natura è fatta così, ci sono dei motivi in cui questa persona muore senza colpa di nessuno. E allora ecco che anche la loro coscienza, anche se tutta l'equipe sa di non avere nessuna colpa, eccetera, però la vita umana resta sempre, penso, dei dubbi nella loro coscienza, dicono che abbia sbagliato qualcosa, che sia successo, cioè voglio dire, anche se sanno che ragionevolmente non hanno nessuna colpa di questo, però quando succede questo imponderabile, mette anche la loro coscienza e a volte si fa queste domande, eccetera, e perciò anche questo è un tormento, diciamo. Ecco, mi corregga professore se ho errato. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie Livio, ma non è il tormento del professor Chioffi, perché giustamente la sensibilità ce l'ha, ci mancherebbe, però è un tormento di Livio. Vediamo come commenta il professor Chioffi. No, quello che dicevo prima, cioè ogni giorno abbiamo delle persone che affidano alle nostre mani, alle nostre competenze, esperienza, la loro vita, quindi ci consegnano la loro salute, e noi dobbiamo cercare di rispettarla nel massimo della sicurezza. Per questo da una parte c'è ovviamente l'esperienza, questo mestiere si deve imparare gradualmente, è importante la formazione dei giovani che si apprestano
fare questo mestiere. Non è un mestiere proprio per tutti, perché richiede grosso senso di responsabilità, richiede dedizione, richiede passione. Se non c'è questa diventa un lavoro e non è un lavoro questo, è un qualcosa di diverso. Quindi la responsabilità che abbiamo ogni giorno è molto alta e, ripeto, dobbiamo affrontare insieme, medico e paziente, questo viaggio che ha come obiettivo quello di farlo star meglio il paziente, di farlo star bene, però è un viaggio e in ogni viaggio ci possono essere degli imprevisti. Professor Chioffi, lei prima ha parlato di giovani, ecco, nelle sale operatorie ce ne sono molti chirurghi anche giovani, molte donne, ecco, come sono queste figure? Perché io li trovo veramente molto preparati, professore, quando li ho ospiti veramente hanno una preparazione che rimaniamo a bocca aperta, perché forse li ascoltiamo poco, fortunatamente sono, diciamo la verità, sempre molto impegnati, anche in questo momento lei è qua, ma le sale operatorie stanno funzionando e lei si fida, lei sa chi sta facendo e cosa stanno facendo. E l'importanza anche della figura femminile sempre più presente nelle sale operatorie, professor Chioffi, prego. Sì, le dico, quando io ho iniziato non c'era nessun neurochirurgo donna, non esisteva proprio, credo, un neurochirurgo donna in Italia. Nel giro di 20 anni la realtà è cambiata completamente e tante donne si sono dedicate a questa professione e ci sono delle colleghe validissime in questo settore, quindi i tempi sono cambiati, ma al di là di donna-uomo che non fa distinzione, sono le caratteristiche che le dicevo prima che devono emergere in una persona, in un medico che si accinge ad affrontare questa specialità. C'è un grande senso di responsabilità, sapere che quella persona ci ha affidato la sua salute e noi dobbiamo rispettarla, una grande passione e dedizione e non viverlo come un lavoro, perché l'orologio al polso non si abbina per questo tipo di professione. Quindi certo bisogna sacrificare tante cose se si vuol fare in maniera egregia e bene questo lavoro. Senta, professor Chioffi, io ho avuto ospite il professor Gerosa. Il sogno del professor Gerosa nel cassetto è questo cuore artificiale. Ecco, noi sentiamo parlare di intelligenza artificiale, sentiamo parlare di robotica. Lei cosa ne pensa? Ecco, cos'è invece il suo sogno, professor Chioffi? Ecco, il sogno che ha nel suo cassetto dopo tanti anni di impegno, di lavoro, di dedizione, di squadra, perché stiamo parlando di squadre, da soli non si va da nessuna parte. Ecco, qual è il suo sogno nel cassetto, professor Chioffi? Il mio sogno, l'ho già detto, sarebbe quello di avere delle sale operatorie più moderne. Lo ridica, professore, che c'è qualcuno che ascolta, lo ridica. Perché questo è un po' il nostro tallone di Achille e noi abbiamo bisogno di lavorare bene in spazi adeguati, potendo sfruttare le nuove tecnologie che ci sono sul mercato a disposizione e che abbiamo ottenuto anche. Quindi questo è un sogno diciamo realizzabile a breve. Poi purtroppo il cervello non è come il cuore, che è un muscolo, quindi non c'è nemmeno lontanamente la possibilità di poter avere un sostituto artificiale di questa parte del nostro corpo. Questo assolutamente è un'utopia. Però certamente tante cose, tanta tecnologia può essere inserita ed è di aiuto negli interventi chirurgici. E poi il mio sogno è quello di poter avere dei chirurghi che proseguiranno dopo di me, quindi cercare di formare dei bravi medici, dei bravi neurochirurghi che abbiano le caratteristiche giuste per portare avanti e fare cose nuove. Andrea De Bernardin, ha sentito il sogno del professor Chioffi? Ecco, lei è un politico importante, ecco, colloquia, anche se poco, ma sa dove sono quelli che contano nella sala dei bottoni, sono specialmente anche nel suo partito. Ecco, questi sogni che si possono realizzare, perché si possono realizzare anche a breve, come abbiamo sentito dal professor Chioffi,
per migliorare la qualità della vita di questa popolazione con le spalle al muro, molti di loro. Mi viene da sorridere quando sento che tutti vanno in vacanza, che tutti stanno bene, che si mangia, si fa di tutto, quando che da 7 banchi siamo arrivati, da 7 empori solidali siamo arrivati a 28 empori solidali. No, pensate che numeri stiamo avendo e la povertà aumenta. Ecco, come risponde il professor Chioffi? Ecco, perché non sta parlando per lui il professor Chioffi, sta parlando per dare proprio più possibilità sia a questi chirurghi, a questi medici, a questi infermieri, ecco, a questi anestesisti, a queste sale, di avere più respiro, di stare meglio, e si può fare, perché soldi ne arriveranno anche tanti, ma molti, guardate che ne arriveranno una montagna. Va a vedere che strade prenderanno e se le strade saranno giuste, perché fino adesso di strade che hanno portato al nulla o al niente e di questi soldi spariti non ne sappiamo niente. Prego De Bernardin. Ma Mirella, rispondo indirettamente. Fammi fare un accenno sul mio ruolo. La politica è fatta di numeri, io sono segretario della provincia più piccola, quindi sono quello che in Regione Veneto comanda meno, il meno importante, quindi non darmi troppi meriti perché magari riuscissi a... però questo è un accenno. Il merito è anche di dirlo, no? Perché qualcuno che non è niente dice che è tutto, lei invece dice io sono questo, però posso arrivare a dirlo a qualcuno, perché qualcuno lo ascolterà, specialmente il Presidente della Regione, penso che lo ascolti se lei parla, o no? È lui che è in mano la situazione. Uno degli errori che ho fatto io e mi sono accorto di aver fatto stando in comune è quello di aver pensato in grande. Io ho sempre avuto l'idea di portare al territorio quelle opere che secondo me sono importanti, ma che poi mi sono accorto alla gente interessano meno, la gente è più attenta alle cose più piccole, però va anche detto che i contributi che prendi per fare determinate opere sono il più delle volte legati a una specifica voce che non ti fa uscire da quella voce, cioè magari potessi prendere i soldi che mi servono per fare la data infrastruttura e spostarli e metterli sull'assistenza agli anziani, che ad esempio nel mio comune sarebbe una priorità. Quindi spesso anche la parte amministrativa e politica non ha le mani così libere. Io il professore ho una grande stima, non lo conosco personalmente, ma da quello che ha detto mi fa capire che è una bravissima persona. Tanti di questi medici sono stati in prima linea anche durante l'emergenza Covid, ce ne siamo subito dimenticati perché la gente tende sempre a protesta sia sul primario dell'ospedale che sull'infermiere, protesta anche sul sindaco. Bisogna anche immedesimarsi un attimo nei ruoli e dare anche atto a tante cose, a tanta passione che viene poi messa. È vero però, Sindaco, però dove si vogliono i soldi si trovano. Sto parlando di queste Olimpiadi, per carità, con tutto il rispetto che posso avere per le Olimpiadi, per lo sport, però questa valanga di soldi su strutture che poi io ho avuto anche dei sindaci del suo comprensorio che sono molto perplessi su certe strutture. Ecco, quello che vogliamo capire è che dove si vuole si arriva, Sindaco. C'è una volontà politica che se decide di fare una cosa la fa. Abbiamo visto il Ponte Morandi, dove hanno messo d'accordo tutti e in poco tempo sono riusciti, nonostante la burocrazia che impedisce sempre tutto, ma la volontà era di costruire presto, in fretta e bene, e sembra che ci siano riusciti. Vogliamo capire che la sanità è una cosa di primaria importanza su una popolazione che sta invecchiando, su queste persone che hanno già sofferto abbastanza e non meritano di sicuro di essere lasciate alla deriva, perché sì l'ospedale, ma dopo l'ospedale non c'è la riabilitazione. Ecco, questi servizi, allora non parliamo solo di strutture, parliamo anche di servizi. Non si può continuare a investire nelle strutture. E se si investe, di cosa ha bisogno il mio paese, il mio territorio?
Ecco, perché non si fa questo? Eppure sono chiari, io quando ho questi veramente geni, questi luminari, loro hanno le idee chiare, anche il professor Avruscio, su quello che serve alla sanità, questa differenza tra l'ospedale di Padova e altri ospedali dove i medici sono pagati in modo diverso, dove avete sentito sono anche università che sono un fiore all'occhiello non solo per l'Italia ma per l'Europa, per il mondo, perché una laurea a Padova è una laurea a Padova, non ce n'è per nessuno. Ecco, sono poco ascoltati, ecco, non sono ascoltati, le priorità sono altre. Non può continuare questo paese a essere imbavagliato, imballato, impacchettato, dove qualcuno vuole andare a parare per cosa. Ad esempio il ponte di Messina, ne diciamo un altro, non si sa se si farà, ma intanto si sente e la stessa Lega non è d'accordo. Avete sentito, ecco, i malumori che ho avuto anch'io qui, sono altre le priorità del nostro territorio. Capisce, Sindaco, lo dico a lei perché, come ripeto, come il professor Chioffi, lei ha detto una brava persona, io lo dico al Sindaco di Roccapietre, ma le brave persone devono essere ascoltate, sono quelle competenti, Sindaco, è ora di finirla con questi volti calati dall'alto che non hanno mai lavorato un'ora nella loro vita e coprono delle poltrone che sono diventate poltronifici da una vita senza dare risposte. Siamo stanchi, Sindaco, non ne possiamo veramente più, perché siamo un popolo che lavora, siamo un popolo che veramente, specialmente il ricco nord-est, ha tenuto in piedi il paese. Ma come si fa a non dare risposte? I parlamentari non danno risposte, ma mandiamoli a casa immediatamente. Sono stati eletti da noi, sono pagati da noi, non danno risposte, non si fanno sentire. Ma scherziamo, abbiamo una telefonata. Chi è in linea? Pronto? Elena? Sono Elena di Pieve Solito. Ciao Elena. Buongiorno signor Sindaco. Io l'anno scorso le avevo promesso di venire a salutarla a Rocca, però io sono venuta, ma mi è stato detto che non c'era, che non ha un giorno particolare. Beccato, Sindaco, beccato! E che naturalmente per il suo lavoro, per i suoi impegni, deve andare a vedere le cose, insomma. Ad ogni modo ci tenevo a farle sapere che ero venuta. Quest'anno forse sì, forse no, ritornerò a Rocca, secondo gli impegni delle persone che mi accompagnano. Cosa farò? La prima cosa farò di fare, appena arrivo, un colpo di telefono e di prendere un appuntamento con lei, perché io ci tengo tanto a conoscerla. Grazie Elena. Sindaco, vedi che sono di parola i miei opinionisti, venga a salutarmi, è venuta. No, ma abbiamo capito, Elena, hai capito anche i problemi e gli impegni che ha il Sindaco. Prego Sindaco, poi vi saluto. Ma una cosa che io saluto la signora e mi auguro che la prossima volta riesca a trovarmi, ma insomma il mio numero di cellulare ce l'hanno davvero in tanti, non è un problema se riesce anche a farmi un colpo di telefono e avvertirmi prima. Quindi un saluto alla signora. Tornando al discorso di prima, una cosa di cui ci si dimentica sempre più spesso, e tutti i partiti lo stanno facendo, dico tutti, è quello di dimenticarsi del voto popolare. Cioè spesso, vuoi per una struttura di candidatura, vuoi per nomine calate dall'alto, vuoi per amicizie che ti fanno arrivare in una data posizione, sempre più spesso la gente decide meno chi deve mandare avanti, e questo è uno dei difetti più grandi forse che la nostra politica sta mettendo in atto in questi ultimi anni. Quindi la gente conta sempre meno. Venendo invece alla spesa sanitaria, ricordo, ma non è sempre per spezzare una lancia nei confronti della Regione, anche perché non sono in campagna elettorale, quindi, però la Regione Veneto, come tante altre regioni in Italia, investe circa il 75% del proprio bilancio sulla sanità.
è un po' come si spende quel 75%, perché ricordo sempre che in Regione Veneto, nel bene e magari anche con qualche particolarità negativa, però i soldi in passato sono anche stati spesi, credo, con una certa oculatezza. Non così in altre regioni a statuto ordinario, perché spesso noi ci facciamo sempre i confronti con le vicine regioni a statuto speciale. Abbiamo il Friuli da una parte, la provincia di Bolzano, la provincia di Trento, spesso facciamo i raffronti con loro, che hanno altri bilanci, questo lo ricordo. Sì, è anche vero però che forse questa sanità, specialmente dalla Regione, invece di fare convenzioni con il privato, magari che il privato si arrangiasse, visto i numeri che ha e quello che riesce a incassare, investire più nel pubblico dove c'è veramente bisogno, perché queste convenzioni pagate anche dalla Regione per il privato, insomma, non è che stiano molto bene a qualcuno di noi, perché questo privato si sta facendo un po' troppo largo. Comunque grazie ad Andrea De Bernardin, sindaco di Rocca Pietore, terzo mandato Lega. Sentiamo come ci saluta il professor Franco Chioffi, direttore unità operativa complessa neurochirurgia di Padova, ma soprattutto lo ringraziamo per essere stato con noi. Prego professore. Beh, intanto grazie per la bella chiacchierata di stamattina. Ma visto che ci sono delle persone che hanno un ruolo politico, il mio sogno sarebbe quello che si iniziasse davvero a mettere in mano ad una riforma del servizio sanitario, perché non è possibile che il privato faccia dei bilanci da record, abbia dei guadagni enormi dalla sanità, cioè dalla cura delle persone, e il pubblico, che si occupa anch'esso della cura delle persone, invece abbia grossissimi problemi a sbarcare il lunario. Quindi credo che ci dovrebbe essere una via di mezzo per tutti e due, e questo in questo momento non c'è. Quindi il pubblico continua a fare sempre più rosso e il privato a fare guadagni spaventosi. Ecco, ci dovrebbe essere una via di mezzo, evidentemente. Bravo professor Chioffi, grazie di averlo detto, buon intenditore, poche parole come ha fatto il professor Chioffi, è caduto anche il collegamento, ecco, io lo ringrazio personalmente di essere stato con noi. Pensate con quali luminari ci confrontiamo, cosa riusciamo a dire, voi che potete parlarci, cosa non sempre è facile, eppure loro stanno cercando in tutte le maniere, anche con queste trasmissioni, di far capire a quella politica miope, cieca, che non riesce a capire che forse gli investimenti vanno fatti in un'altra maniera, un po' più equilibrati. Grazie al professor Franco Chioffi, grazie a Andrea De Bernardin, pubblicità. E vi presento subito, vedo un ospite che si sta anche preparando da remoto, abbiamo in presenza una persona deliziosa, a me molto cara, ci conosciamo da tanti anni, oggi abbiamo l'onore di averla qui con noi, che è Andrea Erri, che è il direttore generale del Teatro La Fenice di Venezia. Buongiorno. Buongiorno Andrea, io lo chiamo così perché ci conosciamo, si parlava prima da bambini. Certo. Ecco, questa persona, questo uomo che è iniziato però da piccolo, con questa grande famiglia che aveva, questi genitori che l'hanno accompagnato in un percorso di cultura, di storia, della musica, dell'arte e della bellezza. Allora io saluto e ringrazio veramente Andrea Erri di essere qui con noi per far capire che forse anche a casa hanno bisogno di questa bellezza, di questa cultura, ma la cultura non si impara dalla sera alla mattina, si fa un po' alla volta, si cresce gradatamente. Questi bambini, questi ragazzi abbandonati un po' a se stessi. Ecco, io ho avuto una docente, Andrea, che diceva: riempiamo di tutto dall'1 a 10 anni, dei 10 anni in poi ce ne dimentichiamo. Eppure loro capiscono qual è il bello della vita, nel senso che sono vicini all'ambiente, sono vicini agli animali, poco nello sport, alla musica di un certo livello, perché è quello che trovano, non è che trovano chissà cosa, tutto molto caro, a pagamento. Cosa vuoi dire, direttore?
Allora, voglio salutare tutti i telespettatori e voglio salutarti molto affettuosamente, Mirella, perché ritrovarci dopo tutto questo tempo è stato anche continuare una condivisione che non è mai cessata, nel senso che comunque dobbiamo ricordarci che cultura non è una cosa di elite o per pochi. La cultura è come l'aria che noi respiriamo, quindi ne abbiamo bisogno. Ce ne siamo resi conto nel periodo in cui siamo stati rinchiusi e quindi non abbiamo potuto fruire anche di una dimensione di cultura che è quella di comunità, cioè lo spettacolo dal vivo ha la sua bellezza che è data non solamente dall'edificio ma è data da tutte le persone, da tutta l'energia che si è consolidata anche nel tempo all'interno di teatri, delle strutture, degli auditorium, no? E che hanno vissuto tanti applausi, tanta energia, tanta voglia di stupire, tanta voglia di intrattenere, tanta voglia di anche emozionare, che è l'obiettivo che noi abbiamo, appunto, quello di emozionare le persone e vedere che è stato... Tu tocchi però un tasto molto importante al quale io sono molto sensibile. La cultura significa oggi e si trova ad avere un grande compito che è quello di includere. Quindi la cultura non è esclusiva, cioè che esclude le persone. La cultura è tale nel momento in cui diventa inclusiva, in cui fa partecipare tutti a questa bellezza, no? E quindi dopo, nel corso di questo intervento, avremo modo di vedere quanto noi interveniamo tantissimo per includere le giovani generazioni ed abituarle, diciamo, alla bellezza della musica e alla bellezza dello spettacolo dal vivo. Allora, non a caso io ho invitato anche Stefano Bovio, che è il presidente Nord-Est Ippodromi, perché si era abituati anche a un ippodromo dove veramente una volta era un'elite. Ecco, se tu volevi vedere il bello dovevi andare su questi ippodromi. Noi abbiamo la fortuna, dico sempre, di essere nati a Treviso, io sono fortunata, dove c'è anche l'ippodromo, abbiamo 2 aeroporti, abbiamo l'ippodromo, abbiamo una città che è meravigliosa. Però un po' alla volta si è sfievolito questa voglia di frequentare questi meravigliosi spazi, ma ci sono ancora. Sta a noi capire dove vogliamo andare a parare, se anche questa può diventare cultura, inclusività. Noi l'anno scorso abbiamo fatto Sport senza barriere all'ippodromo di Treviso, abbiamo ricordato questo premio importantissimo alla città di Treviso. Eppure la fatica di includere, di far capire l'importanza di partecipare, perché non sono più abituati. Le scuole prendono le distanze, non tutti i direttori scolastici sono favorevoli, il messaggio non passa se non fai un business di soldi. Prego direttore, com'è la situazione? Grazie di essere qui con noi, magari con Andrea Eri chissà cosa si potrebbe fare, anche visto, perché lui vive qua, sa di cosa sto parlando, la bellezza, la cultura, la storia. Prego direttore, come sta intanto? Buongiorno Mirella, grazie, tutto bene? Hai detto talmente tante cose che faccio fatica a rispondere a tutte. Sì, la bellezza. All'ippodromo ci sono i cavalli, c'è la natura, quella è la bellezza. Poi ognuno la sente a modo suo. Il richiamo della bellezza è soggettivo e credo che il direttore del teatro questo lo possa dire meglio di tutti gli altri. A chi piace la musica classica, a chi piace la musica rock, è difficile che le due cose vadano a braccetto. La stessa cosa a una manifestazione sportiva o un'attività come quella che svolgiamo noi, perché certo il cavallo affascina, la competizione anche, però non tutti la sentono, può essere anche vista in maniera negativa. Oggi come oggi noi portiamo avanti la nostra attività con grande fatica, devo dire la verità, grande fatica che poi è stata acuita in questo anno tremendo del 2023, non voglio neanche adesso entrare in tutte le questioni legali che riguardano particolarmente l'ippodromo di Treviso, non l'ippica in generale, le nostre vicende private.
Ad ogni modo noi siamo andati avanti, le competizioni ricominciano in agosto a partire da sabato 5 e l'inclusione fa sempre parte ovviamente del nostro modo di pensare, perché noi non facciamo le attività di corse fine a se stesse. Sì, è vero, qua ci sono oltre 60 cavalli che risiedono all'ippodromo e che quotidianamente vengono allenati, mantenuti, alimentati in funzione delle corse, però quando poi c'è lo spettacolo bisogna che ci sia partecipazione, gente di tutte le generazioni, giovani, vecchi, e quindi noi lavoriamo sempre su questo, tant'è che anche quello che tu prima hai citato, cioè quella particolare manifestazione che noi abbiamo fatto l'anno scorso, anche un po' in fretta, abbiamo detto facciamo un numero 0 e vediamo come va. Devo dire che il risultato è stato secondo me più che buono, e quindi io sono già adesso al lavoro per pensare e ragionare per poterla rifare nel 2023, se tutto andrà come si spera e come dovrebbe andare. Allora andiamo a vedere anche questo bellissimo video. Adesso ci spostiamo dal direttore Andrea Erri, andiamo a vedere questo concerto bellissimo e poi lo commentiamo col direttore Andrea Erri. Avete visto questo, avete sentito questa meravigliosa musica, questa donna, il femminile, l'energia. Ecco, non a caso lui mi ha mandato e ha portato questo video di Andrea Erri senza capire che io avrei parlato di questo, questa figura femminile sempre stata nella cultura, nell'arte, nella musica, poco supportata a volte, con grande fatica arrivare a questi posti. Prego. Andrea Erri, direttore, cosa ci racconta di queste figure anche femminili? Allora, il filmato è stato tratto da una composizione che era la Sagra della Primavera, che è stato suonato da una direttrice d'orchestra che si chiama Carneiro, Johanna Carneiro, che è portoghese, che ho scelto per la sua particolare energia
che porta e che si è vista tutta, ma l'ho scelta anche per un altro motivo, e cioè il pubblico che non si è visto, quindi più di 1000 persone che partecipavano quel giorno lì, erano tutti giovani under 35, quindi inclusività vuol dire anche far partecipare le persone e farle anche stupire relativamente a un fatto come quello della musica classica, che non rappresenta come un interruttore on-off o 0 o 100%, ma che deve essere frutto di un'educazione, di un'istruzione e di un apprendimento permanente. E per questo noi abbiamo strutturato una sorta di mini stagione che rivolgiamo ai giovani under 35 con solo 10 euro, quindi ovviamente sotto costo. Scusa, hai capito l'importanza anche del prezzo? Certo, perché il prezzo, da quelle che erano le indagini di mercato che avevamo fatto, abbiamo visto che era il fattore bloccante soprattutto per i giovani di accesso a quella che era l'offerta, diciamo, culturale dello spettacolo. Non perché non volevano arrivare, ma non potevano economicamente partecipare. Assolutamente, e quindi noi abbiamo dato due possibilità. La prima è quella della stagione degli under 35, per cui tutti i nostri telespettatori giovani adesso lo sanno, ma diffondiamo attraverso i nostri canali social, che sono quelli più utilizzati, diciamo, dai giovani, quelle che sono le nostre offerte, e diamo la possibilità, grazie a uno sponsor, anche di gustarsi un aperitivo alle Sale Apolline, che tu sai benissimo l'aperitivo è un'occasione sociale importantissima anche per i giovani d'oggi, no? Lo dicono che sia il quarto pasto dopo la colazione, il pranzo, la cena, adesso invece andiamo a fare l'aperitivo, no? Quindi per loro, socializzare. Per socializzare. Ricordatevi che non è per bere, è per socializzare, stare assieme ad altri, ecco, scambiarsi delle opinioni, delle riflessioni, parlare un po' di tutto con questo aperitivo, che è quello che veramente unisce. Cosa ne pensa, direttore? Ma soprattutto l'importante che ha detto Andrea Erri è di comunicare, ma soprattutto di includere. Questa parola che si sente poco, noi abbiamo sentito sempre parlare di disabilità, di diversamente abili, ecco, di persone invece che hanno bisogno di essere incluse. Io dico sempre, e l'ho detto anche ai responsabili del CEIS, che li ho a 2 passi da Villa Margherita, dove il sindaco Mario Conte mi ha messo a disposizione questa meraviglia, ecco, che non bisogna ghettizzare, bisogna includere. Uno ha sbagliato, ma non per questo lo devi mettere in un angolo, devi farlo partecipare, sennò noi continueremo a chiamare handicappati, mongoloidi, drogati, perché li vediamo così, non ce li fanno conoscere in altra maniera. Anche questo è uno sport senza barriere, culturale, dove si include, o sbaglio, direttore? No, come hai detto tutto, cioè assolutamente, cioè chi organizza spettacoli, organizza eventi di questo genere deve avere in mente questo fine, cioè a più persone tu ti apri e più ottieni il risultato per cui lavori. Quindi è implicito, diciamo, il concetto dell'inclusione nel fatto di organizzare eventi. In effetti lo sport dovrebbe essere questo, dovrebbe essere inclusività, ma io sono stanca di sentire Olimpiadi e Paralimpiadi. Ecco, sono persone che fanno le stesse discipline in maniera diversa, perché si muovono in maniera diversa, ma è uguale. Invece abbiamo anche là coppe diverse, lo sport che viene fatto poco, e lo sport è anche cultura, ricordiamoli, non è solo sport, è la cultura, è socializzare, è imparare, è capire, è rispettare regole. Ecco, così cresci culturalmente. Bene o sbaglio, direttore Erri? Beh, assolutamente. Tant'è vero che in quasi tutti gli assessorati che tu trovi negli enti pubblici lo sport viene messo insieme con la cultura, perché hanno moltissimi aspetti che sono fra loro in comune. Lo stesso sport è una cultura. Il fatto che tu alleni le persone anche a determinati comportamenti, i sociologi dicono poi crea una cultura, nel senso che crea dei modelli di comportamento.
e modelli di comportamento anche virtuosi, perché comunque consentono anche ai ragazzi di trovare la propria strada o il proprio successo anche in ambiti diversi, come può essere per esempio quello della cultura e quello dello sport. Anche perché io ho fatto diversi servizi e lo dico quasi tutte le mattine sperando che le cose cambino. Quando entravo in queste scuole e andavo negli auditori, erano diventati magazzino. Non erano più auditori, erano magazzini. Ecco, qui è solo una sensibilità da parte del direttore scolastico di capire che invece l'auditorio è una cosa fondamentale, ecco, come la palestra. Il ragazzo ha bisogno dopo di queste ore anche di scuola, di una scuola molto tecnica, di esprimere le proprie capacità e io vedo che quelle scuole che hanno aperto anche al teatro, alla musica, all'arte, i ragazzi vanno, li frequentano perché sono dei ragazzi creativi, forse li ascoltiamo poco, hanno bisogno di ascolto, di spazi, di creare. Abbiamo delle meraviglie, guardate anche nella robotica, ma soprattutto anche nei concerti abbiamo delle meraviglie, eppure li teniamo sempre là, sempre fermi, sempre bloccati. Destinatari di qualcosa che è preparato da altri e vengono considerati solo consumatori, no? Quindi quello che noi vogliamo è una generazione molto spesso di consumatori, che è una visione, diciamo, che noi dobbiamo contribuire a cambiare e a sovvertire. Chiaramente quello che manca sono anche moltissime occasioni di incontro per i giovani, quindi noi da un lato ci lamentiamo che loro passano la loro vita in modo virtuale attraverso i social per troppo tempo, ma dall'altra parte invece mancano spazi e strutture in cui i giovani possano esprimere, come dicevi tu, la loro creatività. È anche vero che però c'è un però, nel senso, io l'ho detto anche qua davanti alle telecamere, quando ho avuto il presidente dell'ISRA, di queste residenze per anziani, e avevo anche sia i sindaci che assessori, specialmente del comune di Treviso, di aprire questo teatro nei pomeriggi, portare questi diversamente giovani a frequentare il teatro, dove è scritto che il teatro deve aprire alle 9 di sera, ma dove è scritto alle 21, se no non c'è niente. Questi teatri meravigliosi che tutti ci invidiano, guardate che i più bei teatri d'Europa sono in Italia e abbiamo la fortuna di averli. Per i giovani, trovare degli spazi per questi ragazzi a frequentare i teatri, la musica, l'arte. Ecco, lei ha fatto questo, 10 euro sono importanti, lei l'ha capito e in effetti la risposta è stata immediata, 1000 persone, 35 anni, prego direttore. E poi c'è tutto il grande settore dell'educational, cioè quando il tuo obiettivo è quello di tenere un teatro aperto 364 giorni all'anno, perché attualmente noi chiudiamo solo il giorno di Natale, perché come ben tu sai il giorno di Capodanno siamo in diretta su Rai 1, per cui non facciamo festa nemmeno il primo dell'anno. E siamo ben felici di rendere contenti gli italiani e di poter dar loro una serie di emozioni che difficilmente proverebbero, perché poi mi fermano anche per strada e mi dicono ah, che emozione, mi è piaciuto questo, mi è piaciuto quello e così via. Però tornando a noi, l'educational è un altro settore in cui stiamo investendo tantissimo. Noi prendiamo gli studenti quando sono alla scuola dell'infanzia e li lasciamo quando sono all'università. All'università abbiamo la tariffa last minute in cui diamo loro la possibilità di occupare i posti che sono rimasti e si mettono in coda mezz'ora prima, con 10 euro hanno la possibilità di partecipare e occupare i posti che sono rimasti liberi. Ma voglio sottolineare anche la grande collaborazione che abbiamo con le scuole, che poi si è fidelizzata poi nel tempo, e che poi abbiamo cercato anche di valorizzare una professione che a mio avviso è troppo mortificata oggi, che è quella dell'insegnante, attraverso un premio speciale che diamo a quelli che ci portano più allievi e li chiamiamo ambasciatori della Fenice. Quindi il premio Teacher Ambassador ci sarà quest'anno. Il 3 ottobre abbiamo già mandato le lettere a tutti i presidi
e ai quali abbiamo comunicato quali sono i vincitori di quest'anno. Che bella, vedete quante cose riusciamo a sapere che non sappiamo. Guardate l'importanza di quello che sta raccontando il direttore Andrea Erri sul giovane, investire sul giovane, premiarlo. Guardate che è questo che hanno bisogno. Abbiamo Giusy, ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, stamattina ho sentito che hanno sequestrato un camion con dei bambini dentro, li hanno liberati finalmente. Allora qui in Italia ogni anno spariscono 10.000 all'anno e 25.000 in tutta Europa. Ho visto stamattina appunto questo camion che li hanno fatti scendere, ma bambini di 4, 5, 6 anni. Non capisco più niente, Mirella, ma dove siamo arrivati? Poi volevo chiedere una cosa al presidente dell'ippodromo. È una brutta domanda quella che le faccio, presidente. Ho visto una trasmissione sui cavalli. Quando hanno finito di correre all'ippodromo o con le carrozzelle a Roma, che quelli lì sono peggio di tutti, o in certe associazioni per anzianità oppure per malattia, mi sa dire dove vanno a finire? Ma perché vedo delle macellerie di cavalli, insomma, che vendono solo carne di cavalli, ma fanno allevamenti per portarli in queste macellerie, oppure quando sono anziani, lei sa anche lei, ma cosa voglio dire. La saluto. Grazie Giusy, anche perché ti risponde anche un appassionato di cavalli fin da piccolo. La prima cosa, aveva la passione per questo animale, era quello che l'attraeva, non l'ippodromo, l'animale, dove lo vedeva all'ippodromo. Prego direttore. Allora io ringrazio la signora Giusy perché non mi ha fatto una brutta domanda, mi ha fatto una domanda bellissima, perché così fughiamo ogni dubbio e ogni incertezza. Allora, la prima cosa è che per legge i cavalli che nascono e vengono, passatemi la parola, adibiti a manifestazioni sportive non sono macellabili. Chiaro? Quindi nessuno dei nostri cavalli, nessuno dei cavalli da corsa può essere venduto da carte, perché siccome quando nasce gli dai una direzione, dici è un animale per uso sportivo, può avere dei trattamenti farmacologici che servono per curare le malattie, gli infortuni, quello che serve. Pertanto il cavallo non può essere macellato. Quindi, allora, le femmine vanno tutte in razza. Le femmine da competizione sono tutte destinate alla carriera riproduttiva. Non dimentichiamo che l'Italia è ormai o il primo o il secondo paese al mondo per produzione di cavalli trottatori. E da noi vengono a comprare americani, francesi, svedesi, il sangue italiano è rinomato. Per i maschi la carriera è più difficile perché soltanto chi raggiunge certi livelli può essere adibito alla carriera riproduttiva, però quasi tutti i cavalli della corsa si possono riciclare per uso domestico o ludico, quindi passeggiate, vengono mantenuti a casa. Solo i più sfortunati possono, non posso dire che vengono salvati tutti al 100%, non ho un censimento di questo genere, però siccome chi possiede questi animali lo fa per passione, la maggioranza dei casi delle persone cerca di dare un destino anche agli animali a fine carriera. A questo proposito c'è un libro bellissimo dell'amico Paolo Porin, che è stato più volte pubblicizzato, forse è passato anche attraverso questo canale, dove si racconta la storia di un cavallo che è una storia veramente da libro cuore, perché questo cavallo è stato abbandonato in un ippodromo chiuso per cessata attività e questo cavallo si è alimentato di quello che trovava fino a mangiare i propri escrementi pur di sopravvivere.
Fortunatamente un giorno è stato sentito un lamento, hanno capito che c'era un essere vivente, lo hanno trovato e liberato. Questo cavallo ha avuto una seconda carriera come cavallo da corsa, ha vinto delle corse anche qua nella nostra zona, Treviso e Padova, e alla fine è stato acquistato da una ragazzina che ne ha fatto un cavallo da concorso ippico. Oggi questo cavallo vive in simbiosi con la sua nuova proprietaria e partecipa a competizioni. Lo sa, direttore, che abbiamo avuto ospite Paolo Borin, che ha proprio presentato il libro qui da noi a Sveglia Veneti. Sì, è stato presentato qui a Sveglia Veneti con Paolo Borin. La ringrazio di averlo ricordato e di aver risposto anche a Giusy, perché sono anche domande che hanno un interesse per capire meglio, ecco, anche la sensibilità. Ecco, non è vero che funziona così, ha fatto bene a spiegarlo. E per quanto riguarda i bambini, vedi Giusy, quando io parlo di inclusività, faccio vedere, sabato eravamo collegati col Kenya per vedere questa meraviglia di associazioni che stanno cercando di dare risposte a queste creature che non hanno niente, meno di niente, che vivono nelle discariche, eppure grazie alla solidarietà riusciamo ad arrivare anche là, li aiutiamo in casa loro, questi bambini a crescere con la cultura. Non a caso loro stanno facendo una scuola, l'avete vista, stanno facendo il campo da baseball, da golf, da pallacanestro, cercano di dare delle risposte nella discarica più grande che c'è al mondo. Pensate cosa stanno facendo questi ragazzi, e sono tutti giovani. Perciò io ti ringrazio di questa domanda, e chissà cosa non vediamo, Giusy, tutti i giorni, chissà questa tratta di queste creature, che qualcuno solo perché ha il colore diverso, perché ha la pelle scura, viene visto male, non viene accolto. Pensate cosa stanno patendo questi bambini. Per questo si parla di inclusività, dovete aprire le menti, chi non vuole aprirle le apra. Poi io vorrei mettere una creatura di questi in braccio a quelli che dicono no, solo il nero, niente. Ecco, tutto è concesso, il bianco, il colore nero fa paura. E perciò l'inclusività è anche questa, con queste trasmissioni, aprire, portarvi in giro nel mondo a vedere cos'è la sofferenza, la fame, la miseria, ecco, come vivono, dove vivono, perché poi potrebbero invece imparare dei lavori, arrivare qua, essere utili anche noi, visto che abbiamo una popolazione che sta invecchiando. Però la mia domanda al direttore Eri anche questa, ecco, inclusione. Perché inclusione? Perché io ho portato queste fragilità a Venezia, siamo andati a vedere l'isola del deserto, con questi ragazzi, con questa fatica di trasportarli, ma ce l'ho fatta. E quando siamo scesi, questo frate che ha spiegato cos'era l'isola del deserto, ha spiegato com'è nata, cosa ha fatto, cos'era, alla domanda c'era un silenzio incredibile, una tensione incredibile da parte di queste creature. Alla domanda finale ha detto: secondo voi quanti frati ci sono in questo momento in questa struttura? E uno ha alzato la manina e ha detto 9, e aveva indovinato. Perché lui era stato molto attento a quello che aveva spiegato questo frate, a quella che era stata la storia, e alla fine ha capito che quello doveva essere il numero per forza che c'era. Perciò l'attenzione, lo sguardo, ecco, questo sguardo quando scendevamo da questa nave per la prima volta, che vedevano questa meraviglia, questa isola, gli alberi, cioè tutta l'atmosfera. Ho capito, è questo dove dobbiamo investire, portarli nei posti più belli, a Palazzo Ducale, nelle quadrerie, ecco, a Palazzo Correr. Ecco, Andrea, qui lo ringrazio, me l'ha appena detto, perché non anche da noi, ha detto Andrea, perché capisce la parola, l'ha usata anche lui, inclusività. Prego, direttore, intanto grazie. Allora, questo tu non mi devi ringraziare, ma questo è un piacere da parte della nostra fondazione, del nostro teatro, quello di poter ospitare tutti e di far sentire tutti a casa. E quindi vedrai che magari se hai un po' di tempo in più me lo fai sapere, e organizzeremo sicuramente al meglio tutti, li faremo stare in palco reale, insomma si sentiranno protagonisti. Mamma mia, mi sembra già di vederli. Tra l'altro ti voglio dare anche un annuncio di una grande novità. Quindi
Tu sai che con il PNRR ci sono determinati bandi che riguardano anche l'accessibilità delle persone. Noi siamo ben consapevoli che Venezia è una città molto fragile, ma molto anche difficile per persone che soffrono di determinate problematiche, e quindi per favorire la loro accessibilità fisica avremo 3 novità, perché abbiamo appena vinto un bando del PNRR e quindi potranno arrivare direttamente dal canale con un ponte mobile e arrivare direttamente dentro in teatro in maniera autonoma. Poi da Campo San Fantin ci sarà invece, c'è stata approvata con l'autorizzazione della sovrintendenza, che noi ringraziamo sempre, una rampa di accesso, e che quindi è il rifacimento della cabina dell'ascensore, che quindi eliminerà. Il teatro è stato ricostruito 20 anni fa e quindi all'epoca non c'erano ascensori particolari, c'erano i montascale che hanno un problema, che non rendono autonoma la persona, perché deve chiamare l'operatore che deve venire ad aiutare. Invece in questo caso la persona sarà completamente autonoma e potrà entrare e sedersi in teatro. Vedete che i bandi si possono vincere se hai le idee chiare e presenti un progetto che ha tutte le finalità per ottenere questi soldi. Avete capito come funziona? I soldi non sono mai un problema, Mirella, sono le idee. Hai capito? Abbiamo Sandra. Sandra, scusa se ti ho fatto aspettare, ma hai sentito che novità ci ha raccontato il direttore Andrea Eri? Prego. Sì, ciao Mirella, hai degli ospiti stupendi. E sono contenta di sentire tutte queste cose che io, penso tanti altri, non siamo stati informati, perché un po' l'età, un po' io non sono di Treviso, non sono di Venezia, però di origine veneziana, la mia famiglia sì. Dunque mi sento anche a metà veneziana. Io ho avuto la fortuna di vedere delle opere sia al Verdi qui di Padova e sia anche alla Fenice prima, anni fa, che venisse incendiata, e devo dire è una magia. Deve tornare adesso, signora, perché è ancora più bella. Ecco, io verrò e ci conti, anzi vorrò conoscerla, e ho avuto anche con l'altro ospite la fortuna, perché anni fa, quando ero più giovane, andavo all'ippodromo Padovanelle, si passavano i pomeriggi all'ippodromo ed era bellissimo, specialmente in primavera, respiravi aria buona, vedevi spiegare, anche se non eri un esperto di galoppo o di gare. E ho conosciuto, non so chi se lo ricorda perché è deceduto, era già più maturo di me, Bezzecchi, che era di Treviso ed era uno che aveva i cavalli a Treviso, e mi ricordo che questo signore veniva a Padova perché faceva correre i propri cavalli e erano dei campioni anche. Dunque il mondo dell'ippica, come hai detto te e come hanno detto gli ospiti, deve essere inclusivo specialmente per i ragazzi, le persone che hanno degli handicap, che hanno la sfortuna di nascere poverini in una maniera diversa, diciamo così, anche non saprei dare l'aggettivo giusto, che ho visto io delle volte anche i down che li fanno salire a cavallo, che hanno una sintonia. Io ho provato, avevo una paura tremenda perché il cavallo è alto, però ci ho provato, bisogna provarle le cose per avere delle sensazioni diverse da quello che è la vita di tutti i giorni, perché la cultura, come dici te o come dicono i tuoi ospiti, Mirella, è la vita, è la vita, la cultura della musica. Io ho avuto la fortuna di avere già parlato tempo fa di mio papà, che da piccola mi faceva sentire del Monaco, ho avuto la fortuna di conoscerlo e si sono rotti i bicchieri quella sera dall'acuto che aveva. Dunque bisogna da piccoli, è chiaro che purtroppo, Mirella, mica tutti hanno la possibilità, nel senso non solo economico, ma anche culturale, di famiglia, di avviare questi ragazzi, questi bambini, perché
purtroppo c'è molta ignoranza e non è colpa di nessuno, Mirella. I nostri genitori, io ho avuto la fortuna perché mio papà era nato in una famiglia che aveva una certa cultura, mentre mia mamma, poverina, ballava, ecco, sì, questo sì. Allora, voglio dire, bisognerebbe già dalle elementari, come dici te, portarli una volta al mese, non tanto, ma una volta al mese in qualche teatro, anche il cinema è cultura. Perché il cinema ti fa avere... poi avremo un'altra ospite giornalista che si occupa proprio di cinema, la Elena Grassi, che anche lei è una mia cara amica. Grazie Sandra, devo andare avanti, se no non ce la faccio perché devono anche risponderci, dobbiamo vedere altri servizi, ma io non sono d'accordo con te. Non è perché io sono sfortunato a nascere in una famiglia che non mi permette di fare questo tipo di cultura che devo essere messo da parte e abbandonato. Noi abbiamo le associazioni di volontariato, ve lo dico sempre, siamo tantissimi. Il problema è che siamo divisi, non ci conosciamo, poi non ci danno i numeri, gli indirizzi di queste persone per andare a prendere, perché si nascondono dietro la privacy che non esiste, ve lo posso assicurare, ma invece perché c'è un business sotto, che dobbiamo lasciarli là, lasciarli fermi là, e invece io questo che sto cercando, di portarli fuori, tanto è vero che tu hai detto, hai usato questo te, una ragazza down, primo il cavallo non vede la fragilità, non la vede, è sempre il genitore che gliela fa notare a questa persona nel momento che questo ragazzo sale. L'animale non vede la fragilità, per questo i giovani sono vicini agli animali. Cosa dice direttore Bovio? È vero questo, cioè l'animale, anzi, chi è ben disposto e disponibile verso l'animale, viene accettato dall'animale, l'animale ha paura del cattivo ma non del buono. Vediamo anche le immagini che abbiamo girato proprio l'anno scorso all'ippodromo, e questa la domanda la faccio anche a Andrea Erri. Ecco, questo animale, questa meraviglia, forse l'animale più cattivo dove stanno te è proprio l'uomo che non riesce a capire che questi ragazzi hanno bisogno di sensibilità, che dobbiamo chiamarli per nome, non più disagiato, disabile, handicappato, down, perché questi è il drogato, no, è un ragazzo che ha sbagliato, cerchiamo di riprenderlo. Prego, direttore. Vediamo anche le immagini dell'ippodromo, grazie. Beh sì, la cultura può essere anche uno strumento per appianare questo tipo di categorie, le quali sono nate solamente per discriminare molto spesso, e a volte anche per costruire delle strutture di segregazione e dei servizi che poi costituiscono delle rendite di posizione. In questo caso emblematica è stata la norma e la legge che ha incluso i diversamente abili all'interno delle scuole, creando gli insegnanti di sostegno e facendo vivere loro la vita che vivono tutti gli altri. Mia moglie è un insegnante all'interno di un istituto professionale. Giochi in casa. E quindi vive quotidianamente, ogni giorno, la situazione di crescita personale di questi soggetti che altrimenti, se lasciati soli o all'interno delle strutture che molto spesso li rendono segregati, in realtà non otterrebbero quei risultati intellettivi che invece riescono ad avere stando insieme agli altri. Nadia, abbiamo Nadia, intanto vediamo queste bellissime immagini, ricordo di Sport Senza Barriere dell'anno scorso all'ippodromo. Prego Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, cominciamo una settimana, io non parlo di cavalli e di questo che state parlando. Apro il telefono e mi vedo una notizia, Guardia di Finanza di Treviso ha portato alla luce 70 posizioni irregolari che percepivano il reddito di cittadinanza. Uno con reddito di cittadinanza andava giocava online, 255.000 euro in conto. Una Conegliano, 310.000 euro in conto.
Ma allora questi controlli, questi CAF che fanno queste domande, dove sono? Io quando sono andata alla visita di mio marito per l'invalidità, mi hanno dato appena il cartoncino per mettere la macchina al posteggio dei disabili. Quello ha ricevuto. Allora, quando vedo queste cose mi imbruttisco davvero. Non ho parole. 70 persone che ricevevano il reddito di cittadinanza. Io metterei in galera il sindacato e chi ha fatto le carte. Grazie, arrivederci e buona giornata. Vedi Nadia, il problema è che finché in Italia ci si può presentare con un'autocertificazione ed avere quello che veramente magari non potresti avere perché non hai le carte in regola, capisci che non vai da nessuna parte, ma mi sembra che la politica, anche lei abbia usufruito di questo, di prendere delle cose, di avere dei soldi che non dovevano andare a loro, ma andavano a delle imprese a essere supportate. Ne abbiamo sentito di tutti i colori, perciò di cosa ti meravigli, Nadia, di questo paese, forse di questa parte dei furbetti, ma fanno i furbetti perché qualcuno glielo permette? E in Parlamento non hai visto cosa c'è? Cosa prendono? No, hai visto? E allora ci fermiamo sempre là, i poveri contro i poveri, i controlli, ma se non li mettono cosa facciamo? E perché non li mettono? Perché non vogliono metterli, perché sennò se ci sono i controlli non c'è il magna magna. Detto questo, io ritornerei invece a vedere questo video, un altro video molto bello che ci ha portato il direttore Andrea Eri, Barbiere Kids. Andiamo sempre alla Fenice, andiamo a vedere, poi lo commentiamo.
Allora, io mi sono emozionata, non so se è successo anche a voi a casa, a vedere queste creature che imparano questa meravigliosa opera, giocando, divertendosi, ma li avete visto con quanto impegno? E Andrea era il direttore, diceva, questo non se lo dimenticheranno più, se lo ricorderanno questo brano. Certo. Prego direttore, grazie. Sì, questo fa parte di uno dei laboratori che noi abbiamo introdotto e che hanno portato il nostro settore educational ad avere 20.000 studenti di tutti gli ordini e di tutte le scuole. Chiaramente il nostro grazie lo dobbiamo soprattutto agli insegnanti, perché organizzare una trasferta a Venezia quando tu abiti a Trento piuttosto che invece a Pordenone, perché abbiamo anche persone che vengono da molto lontano, non è facilissimo. Però poi effettivamente si affezionano a noi, noi ci affezioniamo a loro e in maniera così giocosa loro attraverso un percorso che facciamo con gli insegnanti di formazione a distanza, loro poi fanno la formazione a cascata alle loro allievi, poi vengono lì, fanno un laboratorio di un'ora e in un'ora imparano la famosa aria del Barbiere Siviglia, La calunnia un venticello. Che Andrea cantava sottovoce perché è veramente bella. Direttore, allora cosa possiamo fare anche noi? Lei, direttore di un importante ippodromo con degli spazi incredibili, dove ha capito che non si può solo vedere le corse di cavalli, ma ha bisogno di volare, di creare altre alternative. Lei ha organizzato concerti, sport senza barriere, centri estivi. Ecco, bisogna avere una visione più ampia perché il mondo sta cambiando, i giovani stanno correndo, dobbiamo intrigarli, ecco, dobbiamo dare risposte diversamente giovani con servizi e strutture, ma dobbiamo far volare, incantare, intrigare i giovani. Prego direttore. Tu hai ricordato i centri estivi che sono in corso proprio in questi giorni, ci saranno qua una trentina di bambini questa mattina che giocano, usano gli spazi dell'ippodromo, gli spazi verdi, vedono i cavalli, si divertono, questo andrà avanti ancora fino alla settimana prossima, dopo inizia l'attività agonistica vera e propria e con i centri estivi termineremo. E poi la cosa più semplice da pensare è quella di aprire. Allora, gli spazi dell'ippodromo sono aperti, fondamentalmente l'ippodromo è un parco ed è disponibile sempre per chiunque voglia entrare per una passeggiata, per godere un po' di fresco, il verde. In occasione degli eventi poi si può pensare di aprire la struttura per manifestazioni collaterali. Ricordo che gli eventi dell'ippodromo sono aperti al pubblico gratuitamente, non si paga il biglietto d'ingresso. In agosto avremo un calendario abbastanza ricco di impegni, sono quasi tutti sabato sera e uno è alla domenica. E questo è quello che facciamo al momento, oltre a pensare nuovamente a organizzare lo sport senza barriere, che noi vorremmo pensare per fine di settembre, primi di ottobre, in concomitanza con il Gran Premio Città di Treviso, che è un po' la festa della cittadinanza attorno al suo ippodromo. Allora direttore, la ringrazio intanto per continuare ad avere questa visione ampia, di far capire che questi spazi meravigliosi che abbiamo la fortuna di avere a Treviso, prima si parlava appunto di 2 aeroporti, di un ippodromo, parliamo di spazi, quindi spazi verdi meravigliosi, incredibili. Pensate che sono arrivati da Torino una coppia di turisti che sono venuti a visitare la nostra città e sono entrati a Villa Margherita, sbagliando strada, sono entrati a Villa Margherita. E quando assieme a mio marito li abbiamo accompagnati in questo percorso della villa, loro hanno detto: voi vivete in una città incantata, noi siamo stupiti di tanta bellezza, di ordine, di pulizia, perciò tutte quelle persone che chiamano, sentite cosa dicono queste persone che vengono da altre città, da città poi importanti come Torino, non è che vengano da un paesetto sperduto, ecco, nel vedere la nostra Treviso, perché l'hanno visitata bene, sono arrivati un po' dappertutto, anche con un po' il fai da te, e guardate cosa è successo, ecco la meraviglia di queste persone che porteranno a casa Treviso nel cuore. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Niente, è caduta la linea. Allora direttore, come ci saluta e cosa vuole dire? Intanto grazie ancora di essere qui.
Allora, sono io che ringrazio te Mirella, perché dopo tanto tempo abbiamo l'occasione di vederci e secondo me è l'inizio di un qualcosa che nascerà. Però lasciamo tempo al tempo e poi... Se sono rose fioriranno. Sì, ma fioriranno sicuramente, vai tranquilla. Io voglio solo ricordare che il concerto di Capodanno vedrà il prossimo concerto di Capodanno, 12:20 Rai 1, mi raccomando, vedrà un veneto e un trevigiano protagonista che è Fabio Sartori e quindi tutti, mi raccomando, sosterremo il nostro Fabio e immagineremo poi quali saranno le romanze bellissime che lui porterà, lui che ormai è diventato quasi il tenore numero 1 al mondo, perché viaggia dal Metropolitan a Sydney, all'Opera di Roma, a tutti i teatri più importanti del mondo, partito qui. Ed è magari Santa un bel Bona. concerto anche per Sveglia Veneti e Rete Veneta, cosa dice il direttore? Potrebbe pensare. Adesso quando si spengono le telecamere vedrai che inventiamo qualcosa. Grazie, grazie, perché lui è una persona che vola, lui è una persona veramente, guardate, voi non avete idea, è una persona eclettica, una persona che vede il dopo, ecco, dove arrivare all'obiettivo, ecco, centrare l'obiettivo, indipendentemente da come ci riuscirai, ma centrare l'obiettivo è quello che sta a cuore anche alla Mirella, voi lo sapete quanto, specialmente per queste fragilità, per queste battaglie che sto facendo, che voi sapete e che ve le racconto perché non chiedo mai niente a nessuno e questo li fa impazzire, perché non do visibilità e non faccio business, ma faccio inclusività, questa parola magica che finalmente qualcuno riesce ad adoperare. Perciò ringrazio tantissimo, veramente tanto, anche il direttore Stefano Bovio per essere stato con noi, presidente Nord-Est Ippodromi. Grazie veramente Presidente, ci sentiremo presto. Io vorrei però lasciarvi con queste bellissime foto che ha portato il direttore Andrea Erri, queste foto varie della Fenice e Malibran, le vediamo che così le commentiamo, poi salutiamo anche il direttore Andrea Erri, eccole qua, guardiamo queste foto bellissime, guardate, prego direttore, le commentiamo. Allora qui siamo in piazza San Marco e noi abbiamo voluto a partire dal 2020 anche uscire da parte del nostro teatro ed andare almeno una volta all'anno in piazza San Marco, quindi il simbolo di Venezia, e abbiamo avuto il piacere di collaborare anche con la RAI che ci trasmette in diretta su Rai 5. Qui invece stiamo guardando alcuni dal palcoscenico anche il nostro secondo teatro, che è il Malibran, che è ancora più antico del Teatro La Fenice, dove lì facciamo teatro un po' più particolare, perché ci occupiamo del barocco, per esempio, e anche delle opere, diciamo, un po' più di collaborazione che facciamo con l'Accademia delle Belle Arti e con il Conservatorio. Quindi sempre per credere nei giovani noi li facciamo collaborare e dedichiamo a loro un'opera in cui loro realizzano l'Accademia delle Belle Arti di Venezia, scenografie, costumi, calzature e così via, e che noi poi portiamo in scena, e il Conservatorio con la sua orchestra dei giovani che quindi ha modo di potersi esercitare e di portare sul palcoscenico attraverso questo, lo chiamano gli americani learning by doing, cioè imparare facendo. Direttore, quanto importante è il messaggio che lei sta dando questa mattina, investire sulla cultura. La cultura è 360 gradi, certo, perché la cultura è quella che apre la mente, ti apre alle emozioni. Ecco, noi dobbiamo emozionare i bambini, dobbiamo emozionare i ragazzi e dobbiamo emozionare anche diversamente giovani, dobbiamo emozionare il popolo. Ecco, la cultura riesce a fare questo. Purtroppo la politica è scarsa di cultura e invece dovrebbe investire, perché è un paese che veramente l'ossigeno è la cultura. Come ci saluta, direttore? Allora, vi saluto con un incitamento e con un evviva la musica, evviva la cultura,
e partecipiamo sempre a queste grandi occasioni che ci sono all'interno del nostro territorio, anche occasioni pubbliche e anche gratuite. Per esempio a Treviso adesso ci sono 2 iniziative, una sarà domani e una dopodomani, una sarà addirittura all'interno del Palazzo della Provincia in cui ci sarà il concerto dell'Elisir d'Amore, e dall'altro invece ci sarà un concerto dedicato ad un grande regista trevigiano che è Paolo Trevisi, che conoscevamo e che rimane sempre nei nostri cuori, e che quindi sarà a Villa Giovannina a Villorba mercoledì sera. Avete sentito? Grazie, grazie anche a Andrea Eri, direttore generale Teatro La Fenice di Venezia, grazie veramente di essere stato con noi. Grazie a te, Mirella. E andiamo in pubblicità. E continuiamo naturalmente a parlare di cultura. Questa è una mattina incredibilmente importante per voi. State attenti alle parole che sentite, a quello che si potrà fare in futuro, a usare questa parola inclusività, che vuol dire tantissimo. Ne parleremo adesso con altri ospiti importantissimi. Abbiamo Elena Grassi qui con noi, operatore di educazione audiovisiva per la scuola. Pensate cosa fa Elena, oltre a essere anche una giornalista veramente brava. Abbiamo collegato da Montebelluna Hermes Pozzobon, referente associazione Combinazioni. Che combinazione questa mattina, professore, che combinazioni questa mattina che abbiamo, che poi si incastrano fino adesso molto bene. Allora io direi di partire proprio, grazie anche a lei Pozzobon di essere qui. Allora Elena Grassi, cosa ci vuoi dire? Ecco, l'importanza dell'educazione, saper educare è una cosa fondamentale, perché là poi parte il là. Prego. Allora, intanto tutto questo progetto nasce proprio dal Ministero della Cultura, che insieme al Ministero dell'Istruzione, all'epoca dell'Istruzione, adesso dell'Istruzione e del Merito, ha prima selezionato 200 esperti in tutta Italia di operatori di educazione audiovisiva a scuola, tra cui anch'io, e siamo in 5 in tutto il Veneto, quindi è stata proprio redatta, diciamo, una lista di esperti certificati dal Ministero. Dopo questa prima fase il Ministero ha bandito diciamo, dei finanziamenti per dei progetti a livello nazionale oppure anche a livello territoriale. Io ho seguito molte scuole nel Veneto, direi tutte le province tranne la provincia di Rovigo, però tutte le altre appunto le ho toccate per qualche tipo di attività. E oggi appunto con me per parlare di questo vasto progetto abbiamo Hermes Pozzobon, che è appunto referente del progetto per l'associazione Combinazioni di Montebelluna, che ha ricevuto un finanziamento molto grande perché è stata considerata un'esperienza innovativa. E quindi poi ci spiegherà dov'è l'innovatività, proprio anche se è di Montebelluna, si è distinto a livello nazionale, e sarà ospite, anticipo, addirittura alla Mostra del Cinema di Venezia. E poi abbiamo invece in collegamento telefonico il professor Simone Cuomo del Liceo Quadri di Vicenza, perché con i suoi studenti delle superiori ha fatto un video molto carino che secondo me cita anche un po' Rete Veneta. Quando lo vedremo vedrete che secondo me un po' viene citata anche Rete Veneta sui FAS. Quindi l'importanza di questo progetto sta proprio nel fatto che non c'è solo l'educazione audiovisiva, ma l'educazione audiovisiva si mette a servizio, per questo Ministero della Cultura e Ministero della Scuola, perché l'educazione audiovisiva si mette a servizio di valori più ampi. Il progetto di Hermes è per esempio un progetto sulla bellezza, inteso sulla bellezza tu cura a 360 gradi, bellezza vuol dire anche cura del territorio, cura delle relazioni prima di tutto, da questo poi si sprigiona la bellezza. E vabbè, i FAS non hanno bisogno di commento per quanto importanti siano, però è importante che dei ragazzi giovani mi sembra siano di terza liceo, si preoccupino di diffondere questo tipo di messaggi, che di solito sono messaggi complessi addirittura per gli adulti. Loro sono riusciti a fare qualcosa di straordinariamente divertente, pur
andando a toccare questioni molto serie, e questo, diciamo, cortocircuito che sono riusciti a fare, quindi ad abbassare un po' le nostre difese, perché nel momento in cui ci approcciamo a qualcosa di divertente noi, come dire, ci lasciamo andare, e poi però ti arriva la botta sullo stomaco perché capisci che questo divertimento in realtà era finalizzato a portarti una consapevolezza invece molto profonda su questioni molto gravi anche del nostro territorio. Allora io intanto vorrei salutare anche Carla, mamma Carla, che è la mamma del direttore Andrea Erri. La voglio salutare perché se abbiamo la fortuna di avere questo direttore, questa figura, è proprio la semina che è stata fatta da questa famiglia fin da piccoli, ecco, facendoli aprire ad un mondo meraviglioso che è il mondo dell'arte, della bellezza e della cultura. Perciò grazie Carla, veramente mi ha fatto un piacere enorme avere tuo figlio, sapere che state bene, ma soprattutto l'importanza di far capire che con la cultura si arriva a 360 gradi ad aprire le menti. Cosa dice Hermes Pozzobon? Prego. Grazie intanto per l'invito a lei e ad Elena. Sì, confermo quanto ha detto ad Elena. La nostra associazione, che ha sede a Montebelluna ed è stata creata da un gruppo di giovani, tra cui me, all'epoca avevamo 18 anni nel 2015, è stata appunto selezionata tra i 150 progetti territoriali finanziati in Italia dai 2 ministeri. Il nostro è stato un progetto di educazione al cinema che ha coinvolto ben 10 scuole, elementari, medie e superiori, quindi ci siamo rivolti a oltre 1500 studenti di età molto diverse, e il progetto nasce dal fatto che la nostra associazione come attività principale organizza un festival culturale in 4 comuni che sono Montebelluna, Trevignano, Volpago e Crocetta ogni settembre, e ogni anno ha un tema, scegliamo di parlare di qualcosa che ci sta a cuore, di quello che sentiamo come un valore, convocando a Montebelluna e dintorni i relatori e artisti da tutta Italia. Nell'ultima edizione 2022 il tema era appunto la bellezza, come ha fatto ben presente Elena, quindi bellezza è qualcosa che ha a che fare col modo con cui noi ci occupiamo del nostro territorio, quindi dalla raccolta di un rifiuto che sta per terra, al modo in cui ognuno di noi, cittadino, può salvaguardare un bene storico, un bene pubblico, un parco, qualsiasi bene comune, e ha a che fare poi anche con le relazioni che riusciamo a instaurare con le altre persone, perché il modo con cui ci relazioniamo agli altri, anche questa è una forma di bellezza, o meglio può esserlo, e questo è stato lo stimolo che abbiamo lanciato alle scuole. In estrema sintesi, il progetto, che è durato un anno scolastico, ha visto per tutte le scuole una prima parte di cineforum, differenziato ovviamente in base alla fascia d'età, quindi le scuole elementari hanno visto soprattutto film di animazione. Vediamo se riprende la connessione. Eccola e qua. Via via questi ultimi hanno avuto anche l'opportunità di incontrare... Come? No, prego. Ah, ecco. E questi ultimi, dicevo, le scuole superiori hanno avuto anche l'opportunità di incontrare i registi dei film che hanno visto. Poi lezioni in aula, e poi è arrivata la parte più bella, più entusiasmante. Allora, prima di vedere il video che ci ha mandato... la parte di laboratori. Sì, prima di vedere il video che ha inviato Pozzobon, io vorrei dire anche una cosa. Prima abbiamo sentito il direttore Andrea Erri, che anche lui ha vinto un bando. Perché? Perché ci credeva, perché aveva le idee chiare e perché sapeva qual era l'obiettivo da raggiungere, ed è riuscito a vincerlo. Abbiamo sentito adesso Hermes Pozzobon che sta dicendo le stesse cose. Noi sapevamo qual era l'obiettivo, ci siamo presentati con un progetto importante e siamo stati premiati, nel senso che hanno capito l'importanza e sono arrivati a premiare questo progetto. Allora, la mia domanda è anche questa, Elena Grassi. Ecco, i valori, ecco, questa meraviglia che abbiamo, questi creativi che sono i nostri giovani, li vediamo, che sei anche tu, ecco, che fanno capire che il mondo gira in maniera diversa, che ci sono tante risposte che potremmo dare. L'importante è presentarci bene, anche dall'altra parte, in Europa soprattutto, dove arrivano questi progetti che poi vengono premiati se sono progetti veri. Credere nei giovani, ecco l'importanza di credere nei giovani, in questi creativi. Prego Elena. Sì, no, questo è importantissimo e sono anche contenta perché effettivamente
per una volta i ministeri che sembrano dei gran carrozzoni, che sono lenti, e questo è vero, perché per mettere in piedi tutta questa questione, da quando hanno cominciato a bandire le selezioni per gli esperti a quando ad oggi sono passati 2 anni, però sono stati effettivamente vagliati con criterio. Ecco, io non conoscevo nessuno a Roma, quindi penso che mi abbiano selezionato proprio sui titoli, come anche Hermes, lo vedete, giovanissimo, non ha tessere di partito, quindi io credo che il loro progetto sia stato vagliato per quello che è. Ed è vero, Mirella, è molto importante quando ci si presenta alle istituzioni anche presentarsi con qualcosa che dia valore soprattutto alle nuove generazioni. Adesso non so come vadano avanti i discorsi dei fondi PNR, perché sono abbastanza anche lì farraginose le cose, però se è vero che ci sono dei fondi specifici per la Next Generation EU, quelli potrebbero ben essere impiegati anche su un tipo di iniziative di questo genere, perché la creatività è un aspetto che va coltivato nei giovani, perché dà valore, perché è generativo, quindi loro si sentono veramente protagonisti rispetto a quello che comunicano, e comunicare per loro è la cosa più importante. Allora, se vogliamo combattere il cyberbullismo, sì, credo sia giusto mettere anche dei dispositivi che abbiano la possibilità di farsi controllare e censurare dai genitori, eccetera. Però la cosa più importante sarebbe costruire un pensiero critico e insegnare a loro come si usano i media in modo costruttivo, prima di censurare, perché poi sai, la censura crea sempre desiderio, quindi se io più ti proibisco e più mi viene voglia quindi sì, non dico di no, perché a mali estremi rimedi ci mancherebbe, anche quello è un sistema, come dire, che la pedagogia contempla. Ma un lavoro come quello che fa Hermes secondo me è più adatto. Andiamo a vedere allora il primo video e poi lo commentiamo. Andiamo a vedere. Care amiche e cari amici da casa, sono qui per svendermi, o meglio per regalarvi un stile di vita nuovo. Perché io lo so, voi siete stanchi della vostra vita, lo ero anch'io, fino a quando non ho incontrato la tecnologia di Ra-Stone. Che cos'è? Eccola. Signori, vi presento il ritrovato della tecnologia moderna. Una padella? No, questa non è una semplice padella, care amiche e cari amici. Questa è un sistema di cottura nuovo, fatto con la pietra del dio Ra, il dio del sole egizio. Bene, come potete vedere, questa pietra vi permette di mantenere caldi i cibi e di cucinare in maniera sana, senza l'utilizzo di oli e grassi in cucina. E i vostri ospiti, quando assaggeranno i piatti preparati con le Ra-Stone, vi chiederanno: qual è il tuo segreto in cucina? Beh, è semplice, Ra-Stone. Ma se attraverso dei processi biochimici possiamo cucinare in maniera moderna e sana, cosa possiamo fare? Beh, questi processi, studiati nelle più grandi università al mondo, non sono solo processi biochimici, ma anche bioelettrici, che trasformati in tessuto permettono di avere dei capi d'abbigliamento comodissimi e caldissimi, come questa felpa che sto usando, cari signori. E io questa felpa ve la voglio donare, perché io sono qui per donarvi uno stile di vita nuovo. Vi ho insegnato come mangiare bene e adesso vi insegno come rimanere al caldo senza spendere tanti soldi e senza avere addosso un indumento pesante. La felpa Ra-Stone. Ma cari miei, non basta mangiare e rimanere al caldo, ci vuole passione nella vita. La vostra qual è? Vi racconto la mia è andare a pesca.
Ma io non posso più andare a pesca, o almeno così mi ha detto il medico. Non puoi più andare a pesca perché l'umidità ti fa male alle ossa. Fino a quando non ho scoperto Raston, la pietra del dio egizio. Cari, Raston si può mettere dappertutto, la si può lavorare. Ed eccola qui. La pietra lavorata è fatta pantalone, un pantalone che a prima vista può sembrare un pantalone semplicemente elegante, eccentrico, è vero, ma un pantalone che può essere utilizzato anche a ridosso dell'acqua, quindi potete andare al fiume, in barca o al matrimonio dei vostri figli con i pantaloni Raston. Signori, io mi metto a nudo per regalarvi Raston. Io vi vendo cose belle per una buona vita. Collegato con noi il professor Simone Cuomo, Liceo Quadri di Vicenza. La ringrazio, professore, di essere collegato con noi, ma soprattutto capire l'importanza della comunicazione, questa comunicazione che fa capire, ecco, in quale stato siamo messi. Abbiamo sentito sotto mentite spoglie PFAS, queste sostanze che io ho avuto la fortuna di avere ospiti medici per l'ambiente, Mame No PFAS, che forse qualcuno cercava di tenere nascosto, e questi ce la stanno spiegando che ormai c'è dappertutto, che li abbiamo dappertutto. Prego, professor Cuomo, e grazie. Sì, buongiorno a tutti. Allora, questo video appunto che si chiama Mi svendo, come avete potuto vedere, già dal titolo, come dire, mette in luce, gioca sul fatto appunto che noi molto spesso siamo portati, come dire, a mettere da parte anche le questioni poi più importanti, che sono quelle legate alla salute, quando si tratta appunto di interessi economici. E i ragazzi che hanno partecipato alla produzione, insomma, di questo video, che è il gruppo di studenti che è coordinato e guidato dal professor Stefano Salvetti, sono una ventina di ragazzi dalla terza alla quinta liceo. Fanno parte appunto del gruppo Movie Movement Production del Liceo Quadri di Vicenza. Hanno voluto giocare sul contrasto, cioè tra le dinamiche, i meccanismi, no, del marketing e più in generale dell'economia, e le dinamiche appunto della conoscenza scientifica e ovviamente della salute. Quindi hanno mescolato queste due cose in un mix che appunto, come avete potuto vedere, è divertente, ma è anche capace di sollevare delle questioni. La finalità, diciamo, del video era quella di sensibilizzare sul problema dei FAS, quindi sensibilizzare sia i ragazzi che sono stati coinvolti nella produzione del prodotto audiovisivo, sia poi chi ovviamente fruisce del prodotto. I FAS sono un problema enorme dal punto di vista della salute, dal punto di vista ambientale, che coinvolge la nostra provincia, la provincia di Vicenza, ma anche la provincia di Verona e di Padova. Professor Cuomo, mi scusi, sì, cosa dicono questi ragazzi? Ecco, come stanno vivendo, specialmente i ragazzi vicentini, questa situazione? Perché veramente abbiamo avuto questi genitori, abbiamo avuto i medici per l'ambiente, ma non è da stare tanto tranquilli e tanto sereni, perché purtroppo non abbiamo ancora le prove, perché ci vogliono anni per capire gli effetti, ma stanno lavorando i medici per l'ambiente e di sicuro non sono gli ultimi della classe. Il problema è che la politica deve dare delle risposte, deve investire. Prego, professor Cuomo, poi la saluto. Sì. Certo, di sicuro un
ruolo centrale deve averlo anche la politica, ma anche la sensibilizzazione su questo tema è fondamentale. I ragazzi sono stati coadiuvati nella produzione del video da anche degli esperti, quindi un medico che è il dottor Claudio Lupo, e anche da esperti legati, diciamo, al territorio vicentino, non solo sulla tematica dei FAS ma più in generale sull'ambiente, come Valentina Dovigo, che è la presidente di Legambiente Vicenza, e da docenti di scienze, nella fattispecie una collega che è Beatrice Peruffo. Quindi in realtà la sensibilizzazione, il pensiero critico, come diceva anche prima giustamente Elena Grassi, è fondamentale perché solo così con il pensiero critico si può arrivare a muovere qualcosa, qualche leva, e arrivare anche poi a livello politico che prenda veramente in seria considerazione il problema e che vengano prese poi le dovute misure sia per monitorare la situazione ma anche per prevenire eventuali disastri futuri. Ecco. Grazie, salutiamo il professore Simone Cuomo, Liceo Quadri di Vicenza, per aver chiamato, è stato con noi, spero di averla ospite anche in presenza, perché continuiamo a parlare, ecco, di queste sostanze con un'informazione corretta, con le persone competenti. Grazie a Simone Cuomo, veramente collegato con noi. Adesso andiamo a vedere, siccome il tempo vola, andiamo a vedere il video Racconto progetto di Pozzobon. Andiamo a vedere. Beauty Storytellers è un progetto di educazione al cinema che ha coinvolto scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado. Siamo entrati nelle scuole di Montebelluna e dintorni per fare proiezioni, per fare masterclass, per fare laboratori di animazione, per fare laboratori di colonne sonore, per arrivare a realizzare un cortometraggio. Gli studenti delle superiori nell'ideazione, recitazione e direzione del cortometraggio. La colonna sonora invece è stata affidata alle scuole medie, mentre alle scuole primarie le parti di animazione, che aprono e chiudono i titoli del cortometraggio. Diciamo che ci sono due risposte possibili alla domanda come è nato, una simpatica e una seria. Quella simpatica vede la nascita del progetto in un'enoteca. Quella seria parte invece da Combinazioni Festival, che è l'iniziativa principale promossa dall'associazione Combinazioni, che nell'ultima edizione 2022 era dedicata al valore civile della bellezza, e a partire dagli stimoli tematici di relazioni, di partnership raccolti in quel contesto è nata l'idea e poi tutta la costruzione di rete che ha dato vita al progetto. È la prima volta che vedo un progetto così articolato, ecco, il cui fine è anche così ambizioso, cioè un vero e proprio cortometraggio con la C maiuscola, quindi è bello. Ogni gruppo, ogni team, ogni masterclass sta esplorando un principio differente del mondo della produzione video, e questo è molto bello. I ragazzi della scuola sono coinvolti anche nel creare delle idee, o addirittura creare proprio la musica per la colonna sonora di questo cortometraggio. Quello che stiamo soprattutto cercando di fare è, numero uno, creare il gruppo, perché ovviamente sono tutti ragazzi da ben 5 istituti differenti, molti di loro non si erano mai visti prima, anzi la maggior parte, e quindi numero uno creare il gruppo, e allo stesso tempo vincere la timidezza di fronte a una macchina da presa, ma anche su un palcoscenico, perché questa è la cosa che ci frena di più, ecco.
affrontare un percorso del genere faticoso, richiede sacrificio, però l'unione, come si sa, no, fa la forza e si superano tante difficoltà e ostacoli. Sono sempre stato appassionato al cinema e penso che mi abbia anche un po' come cresciuto. Avrei sempre voluto entrare a far parte di questo mondo, ma non ho mai saputo come, o comunque non ho mai avuto degli strumenti per farlo effettivamente, e quindi l'ho vista come un'opportunità da cogliere a tutti i costi. Crediamo che i giovani, soprattutto nell'ambito scolastico, vadano valorizzati e dare loro anche nuove opportunità di indirizzi e di esperienze. Mi sono un po' ricordata anch'io quando avevo la loro età, quando ho iniziato ad approcciare in questo mondo qui, che insomma quello del cinema. Comunque sì, i primi passi sono sempre un po' sul chi va là, oddio cosa faccio, adesso sbaglio, l'emozione a 1000, e invece guarda, sono persone fantastiche. Allora, il mio protagonista è Giovanni, un ragazzo di 19 anni che si veste sempre di scuro, è abbastanza pretenzioso, un po' non attezzoso, però comunque sta sulle sue. La mia parte sarà quella di Francisco, un ragazzo colombiano di 18 anni. Caterina è una ragazza che ha un carattere molto forte, però diciamo che è una ragazza sensibile e questo la porta ad arrabbiarsi molto spesso in questo cortometraggio. Visto che questa esperienza è unica, soprattutto in un ambito scolastico di scuola superiore, ma anche come per chi non continuerà a fare cinema, comunque come ricordo straordinario di una cosa che è una fortuna aver provato, che magari altre scuole o altri ragazzi o ragazze non hanno questa fortuna di provare. Da questo gruppo quello che rimane dal progetto è non solo una serie di competenze che rimangono agli studenti, ma soprattutto delle relazioni, dei legami che si sono creati e che rimarranno di sicuro anche in futuro. Silenzio, annuncia, suono, gira. Scena 1, take 1. Allora, prima di passare a Hermes Pozzobon, volevo chiedere a Elena Grassi l'importanza di coinvolgere questi ragazzi che ci sono, di intrigarli, di impegnarli, di responsabilizzarli, ma loro rispondono in maniera positiva. È questo che dobbiamo fare, prego. Sì, no, infatti anche guardando così queste immagini, che è la prima volta che le vedo anch'io con voi, mi dà proprio l'idea anche dell'importanza delle figure adulte di riferimento, perché vedevo i registi, i truccatori, gli scenografi, i musicisti che si sono messi a disposizione di questi ragazzi per coinvolgerli nel processo creativo.
E quindi qui c'è una duplice finalità: da un lato certamente sprigionare nei ragazzi la loro creatività, costruire un pensiero critico e anche trasmettere competenze, ma dall'altro è anche dare delle figure di riferimento adulte che li possano comprendere, perché io me li immagino a casa i genitori: ma il cinema che senso ha, non ti dà da mangiare, è un perdita di tempo, è perdita di soldi, cercati un lavoro, questo non è un lavoro. E invece far vedere che può essere effettivamente un lavoro e trovare delle persone che ti capiscono, perché quello che fa il regista, quello che fa Hermes, eccetera, sono persone che magari lo stesso hanno dovuto confrontarsi con dei genitori e venirne a capo, però che ti capiscono anche in questa tua voglia di creare. Questo è importante. Sentiamo anche Hermes Pozzobon, e grazie per questi video che ci hai inviato, perché poche parole ma molti fatti, qui c'è la politica del fare, non del dire. Prego Pozzobon. Decisamente sì, grazie a voi per averli proiettati. Dico solo due cose a commento. La prima è che, come avete potuto capire, questi studenti hanno scritto, diretto e interpretato un cortometraggio di un quarto d'ora che verrà proiettato per la prima volta proprio alla Mostra del Cinema di Venezia. Hanno interpretato a loro modo il tema della bellezza che abbiamo dato, e quello che è emerso è l'importanza per loro delle relazioni. È una storia che racconta di un'amicizia oltre il tempo, di un'amicizia tra due ragazzi in cui però a un certo punto compare un loro coetaneo del passato che lungo una notte, che sarà tutta da ricordare, fa loro riscoprire la bellezza delle piccole cose. E è stato entusiasmante vederli affrontare. Pensate che i più coinvolti hanno lavorato a questo progetto addirittura per 90 ore in alternanza scuola-lavoro, per cui insomma un bel periodo di tempo. È stato entusiasmante vederli coinvolti e affiancati a una troupe di professionisti. Secondo commento che faccio, che tengo, è un esito che non avevamo previsto all'inizio di questo progetto, ovvero il fatto di aver radunato insieme una novantina di studenti di 5 scuole diverse, professionali, tecnici, licei, parlo di studenti di scuole superiori, e ha creato anche delle amicizie, ha creato un gruppo veramente affiatato tra loro. Pensate che ci sono alcuni ragazzi che ci hanno detto che questa è stata la prima vera esperienza di socializzazione che hanno avuto dopo la pandemia. 2023, la pandemia del 2020. Questo ci ha fatto pensare, perché significa che oltre a dar loro delle competenze in ambito cinematografico, perché comunque è uscito un cortometraggio di alta qualità, prova la proiezione a Venezia, e quello che è emerso è stato anche un contesto sociale importante per loro, un contesto di relazioni, un contesto in cui, anche come ha detto Elena, trovare delle persone con cui confrontarsi sul loro futuro. E questo secondo noi è stato un impatto altrettanto importante di quello cinematografico. Vede Pozzobon, quello che io ho visto, e l'ho visto anche prima col direttore Andrea Erri, coinvolgere i bambini nell'apprendere Il Barbiere di Seviglia, questo brano, insegnarlo, cantare, giocandolo, intrigandoli. E quello che emerge anche dal video di Andrea Erri e dal suo video è che questi ragazzi vogliono essere intrigati, vogliono partecipare, vogliono essere protagonisti. Ecco, questo è forse quello che non riusciamo a capire, che loro sono dei protagonisti, perché sono dei creativi. E facciamoli giocare, sì, ma dammi il gioco, ma un gioco che mi intrighi, non il gioco che vuoi tu. Cosa vuol dire Pozzobon? Certo, è proprio così. È quello che abbiamo visto anche noi. L'importante, crediamo, sia stato per la nostra esperienza aver dato un gioco, riprendo le sue parole, un gioco che abbia un senso, che quindi possa consentire di esprimere loro stessi, possa consentir loro di imparare cose nuove, di imparare competenze che possano essere loro utili per il futuro, un contesto anche in cui sperimentarsi, in cui confrontarsi con qualcosa che magari, come il cinema, pensano che potrebbe interessare, ma ancora non mancano occasioni di sperimentazione, di capire se è qualcosa che interessa effettivamente la nostra strada o meno. E quindi sì, mi ritrovo pienamente nelle sue parole. Credo che sia importante pensare a coinvolgere gli adolescenti di oggi
come in generale tutti i giovani, non tanto pensando di avere noi la soluzione, il progetto migliore per loro, ma di creare una cornice, di creare un contesto in cui poi siano loro a essere effettivamente protagonisti e creatori di qualcosa che viene da loro. Da parte nostra poi come associazione questo è qualcosa che ci riempie di una gioia particolare, perché noi siamo nati come ragazzi diciottenni che hanno creato questa associazione da zero, per cui vedere che possa diciamo, ricrearsi una condizione analoga 9 anni dopo è qualcosa che non può che farci piacere. Vede, professore, anche per loro sentire di partecipare poi in futuro alla mostra del cinema con questo cortometraggio, ma vi rendete conto cosa vuol dire per loro? Ecco, il protagonismo, la visibilità, perché è quello che vogliono. Io sono creativo, allora lasciami giocare, lasciami creare, però dammi visibilità, fammi sentire protagonista, non mettermi da parte e fai vedere che sei tu il protagonista, perché è quello che succede purtroppo. I ragazzi hanno bisogno anche di far vedere quello che riescono a creare, perché abbiamo la fortuna di avere di creativi, ce l'abbiamo nel nostro DNA, non c'è niente da fare, credete nei ragazzi. Andiamo a vedere anche l'ultimo video che ha mandato Elena Grassi, andiamo a vedere, poi lo commentiamo con lei. Penso che questa esperienza sia molto utile ai ragazzi che ancora non capiscono quanto è importante la suggestione del cinema. Il cinema è un gioco, è una fantasia, che però è usata per raccontare storie molto meno fantasiose, spesso storiche, come abbiamo visto in questi documentari di oggi, e reali, ma la fantasia può portare dei messaggi. Mi è piaciuto molto, soprattutto perché presentava l'argomento del nazismo dal punto di vista di una bambina che si trovava indifesa in un mondo che la odiava. La guerra non ci aveva lasciato nulla. Tratta un argomento molto personale che ho vissuto a livello familiare. Anche dei miei parenti si sono ritrovati a un certo punto della loro vita ad affrontare le peripezie che i protagonisti del primo cortometraggio hanno dovuto subire. Perché lei vuole fare richiesta di asilo in Francia? Mamma! Ha intenzione di integrarsi nella nostra società? L'argomento mi interessava perché anch'io sono d'accordo nell'accogliere i migranti, perché lo trovo corretto nei loro confronti, perché anche loro hanno bisogno di un'educazione come la riceviamo noi. Ritengo che attraverso il cinema si possono veicolare tanti messaggi, perché attraverso le immagini, i suoni, attraverso anche il contatto tra di loro, il fatto di essere delle classi, di essere in una sala cinematografica, quindi in un ambiente alternativo alla scuola, probabilmente è maggiore attrattiva, perché appunto i ragazzi devono essere attratti. Siamo arrivati! Così non può funzionare. Quanti sono? Te l'avevo detto, sono motivati. Lì trovate taglieri e qui pelapatate. Cos'è un pelapatate? I temi trattati li condivido pienamente, dal rispetto delle donne all'argomento dei migranti. Penso che i migranti debbano essere accolti nel nostro paese e anche aiutati. Perché noi siamo lì! Perché noi siamo una brigata! Ma penso che possa essere una proposta interessante per i nostri ragazzi. Tendenzialmente il prodotto cinematografico viene fruito su altre piattaforme, quindi intanto c'è la possibilità di condividere anche la visione del film. È stata un'esperienza costruttiva, ne abbiamo discusso anche in classe, abbiamo avuto modo di riflettere appunto sulle tematiche proposte sia dai lungometraggi sia dai cortometraggi. Il cinema mi piace perché è un'esperienza che le persone possono vivere in compagnia. Insomma, è sempre bello andare al cinema, specialmente con i propri compagni di classe. Io mi auguro che resti loro un pochettino di gusto per la condivisione di un prodotto che è a tutti gli effetti culturale. Se ci dovessero essere altre esperienze, ritengo di riproporle all'interno delle mie classi e anche di coinvolgere altri colleghi e quindi la scuola.
Allora, oltre a ringraziare veramente Hermes Pozzobon, referente Associazione Combinazioni che è stato con noi, al professor Simone Cuomo, Liceo Quadri di Vicenza, che si è collegato con noi, ecco, io vorrei lasciare questi minuti con Elena Grassi per chiudere questi interventi molto importanti, per far capire che dobbiamo investire sui ragazzi, ecco, cercare di dare loro quei giochi che danno la possibilità di aprire le menti e di diventare protagonisti. Prego Elena. Sì, due parole su quello che abbiamo appena visto. Era il progetto di tipo nazionale di ACEC, che è l'Associazione Cattolica Esercenti Cinema. In questo caso il bando era diverso rispetto a quello per le scuole e a quello a cui ha partecipato Pozzobon per le associazioni, e ha incluso praticamente quasi tutte le regioni d'Italia. Avete visto appunto delle interviste da Bari, da Torino, e il tema era proprio l'inclusione. E quindi in questo caso, diciamo, i cortometraggi, i lungometraggi, gli incontri con gli autori, gli incontri con i rappresentanti magari delle comunità straniere in Italia sono volti a una maggior conoscenza interculturale, no? Quindi sappiamo che anche qui a Treviso tu insomma ti prodighi con l'associazione dei marocchini in Italia, per esempio, o comunque è stato ospite da noi rappresentante dei senegalesi, una rifugiata donna afghana è venuta a presentare un film. Quindi diciamo che questo aspetto appunto fa parte dell'educazione all'inclusività che è stato portato avanti a livello nazionale da ACEC. Di quello che hai detto tu, molto importante il discorso della visibilità, perché quello che loro fanno appunto sui social è cercare di essere visibili. Ed è un tema importante, i ragazzi hanno bisogno di essere visti. La visibilità. E con queste parole ringrazio anche Elena Grassi, veramente grazie, è veramente stato un piacere questa mattina Cultura a 360 gradi, grazie, grazie, facciamo la posta di Mirella. Se un giorno mi vedrai vecchio, se mi sporco quando mangio e non riesco a vestirmi, abbi pazienza. Ricorda il tempo che ho trascorso ad insegnartelo. Se quando parlo con te ripeto sempre le stesse cose, non mi interrompere, ascoltami. Quando eri piccolo dovevo raccontarti ogni sera la stessa storia finché non ti addormentavi. Quando non voglio lavarmi, non biasimarmi, non farmi vergognare. Ricordati quando dovevo correrti dietro inventando delle scuse perché non volevi fare il bagno. Quando vedi la mia ignoranza per le nuove tecnologie, dammi il tempo necessario e non guardarmi con quel sorrisetto ironico. Ho avuto tutta la pazienza per insegnarti l'ABC. Quando ad un certo punto non riesco a ricordare o perdo il filo del discorso, dammi il tempo necessario per ricordare e se non riesco non ti innervosire. La cosa più importante non è quello che dico, ma il mio bisogno di essere con te, di averti lì che mi ascolti. Quando le mie gambe stanche non mi consentono di tenere il tuo passo, non trattarmi come fossi un peso. Vieni verso di me con le tue mani forti, nello stesso modo con cui l'ho fatto io con te quando muovevi i tuoi primi passi. Quando dico che vorrei essere morto, non arrabbiarti. Un giorno comprenderai che cosa mi spinge a dirlo. Cerca di capire che alla mia età non si vive, si sopravvive. Un giorno scoprirai che nonostante i miei errori ho sempre voluto il meglio per te, che ho tentato di spianarti la strada. Dammi un po' del tuo tempo, dammi un po' della tua pazienza, dammi una spalla su cui poggiare la testa allo stesso modo in cui io l'ho fatto per te. Aiutami a camminare. Aiutami a finire i miei giorni con amore e pazienza.
In cambio, io ti darò un sorriso e l'immenso amore che ho sempre avuto per te. Ti amo, figlio mio.